Buongiorno, ben ritrovati, siamo in onda, in diretta come ogni giorno, non solo per parlare di questa pandemia ma anche per parlare della politica italiana. Vi ricordo subito la conferenza stampa, questa volta dell'assessore Lanzarin, che farà il punto della situazione sui contagi Covid, contagi che, lo ricordiamo, sono diminuiti negli ultimi giorni, anche se quindi una curva in flessione, anche se insomma, bisogna mantenere sempre alta la guardia, lo abbiamo ribadito più volte. Parlerà anche della riapertura dei servizi reali negli ospedali, uno degli argomenti che tanto richiedono anche i nostri telespettatori, e parlerà della zona rosso-scura, molto probabilmente. Zona rosso-scura ideata dall'Unione Europea, una sorta di mappatura che pone nelle nostre zone, il Veneto, il Friuli e Bolzano, appunto in una zona rosso-scura, cioè una zona ad alto rischio. Cosa significa? Lo vediamo anche nelle immagini. Cosa significa? Spostamenti, problemi di spostamenti, quarantene e tamponi. Ovviamente questo è un po' un dito puntato, dicono molti, su queste zone, e potrebbe essere un'ulteriore ennesima mazzata per il turismo. Ne parleremo anche con l'assessore regionale Caner. Non solo, parleremo ovviamente di questa crisi. Sappiamo insomma oggi alle 9 il Premier Conte si è recato al Consiglio dei Ministri, ha rassegnato le dimissioni, ha ringraziato tutti i ministri uno ad uno per il lavoro svolto. Poi proprio in questi minuti si è recato, lo vediamo, si è recato al Colle da Mattarella e in teoria, che adesso è in mano ovviamente la regia di questa situazione, e domani dovrebbero partire le consultazioni. Ne parliamo proprio assieme al sottosegretario all'interno Achille Variati, che lo vedo già nello schermo. Buongiorno sottosegretario. Buongiorno a voi e a chi ci ascolta. Grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Dunque, situazione sicuramente difficile oggi, insomma, le dimissioni del Premier Conte. Che cosa accadrà? Guardi, un governo in una democrazia sta in piedi finché ha una maggioranza chiara. Una maggioranza chiara vuol dire che è una maggioranza che sostiene il governo nelle proprie scelte del giorno per giorno. Non una maggioranza che un giorno c'è e un giorno non c'è, che un giorno crea problemi e un giorno li risolve, perché questo fa del male al Paese. E questo in una situazione ovviamente normale. Figuriamoci in una situazione di problemi così gravi che abbiamo, dovuti alla pandemia, quindi dal punto di vista sanitario, ne avete appena parlato anche voi, e le conseguenze economiche che la pandemia sta lasciando sul territorio, con un impoverimento del Paese, con problemi gravi, gravissimi. Quindi non può restare in piedi un governo se non ha una maggioranza. E siccome questo governo uscente, una maggioranza piena nei due rami del Parlamento, non l'ha registrata, mi sembra giusto quello che ha deciso di fare Conte ieri, e cioè quello di rassegnare le dimissioni, portare la questione davanti alla carica più alta dello Stato, che è il Presidente della Repubblica, il quale sentirà tutti i partiti tra domani e dopodomani, e quindi vedrà se ci sono le condizioni per dar vita a un nuovo governo. Se ci saranno, sarà dato l'incarico a Conte o a un'altra personalità. Se invece queste condizioni il Presidente della Repubblica non le dovesse riscontrare, che una via, l'unica che è indicata dalla Costituzione, che è la via delle elezioni, quindi un governo tecnico molto snello che avrà come programmi pochi punti, e tra questi pochi punti il punto più importante è accompagnare il Paese in primavera alle elezioni. E sottosegretario, qualcuno parla comunque già di un Conte-ter. Sì, tra le possibilità ci sono quelle che il Presidente Conte verifichi con un tavolo finale con la maggioranza fatta dal Partito Democratico, 5 Stelle e la sinistra di Leu, più lo stesso Renzi e altri parlamentari che si stanno costituendo in un gruppo autonomo e che potrebbero appoggiare il nuovo governo, ecco, sedendosi con loro, chiarendo in modo inequivoco però i temi
e le modalità per risolvere quei temi da parte del nuovo governo, potrebbe essere quindi un Conte-ter, ma non è scontato. Ecco, appunto, questo volevo chiederle. C'è qualcuno che dice, però poi ci si può trovare magari fra qualche anno nella stessa situazione con un Conte-ter. Secondo lei quale sarà la strada più fattibile in questo momento? Guardi, io non credo che possa nascere né il Presidente della Repubblica, conoscendo il suo grande equilibrio che gli è riconosciuto fortunatamente da tutte le parti politiche, non credo che il Presidente Mattarella darebbe vita a un governo se non avesse la certezza che la maggioranza esiste e che è una maggioranza basata non su una promessa di voto, ma su una maggioranza reale che è convinta delle cose che devono essere fatte per il bene del Paese. Quindi escludo l'idea che nasca un Conte-ter, chiamiamolo ballerino, perché non servirebbe al Paese, non servirebbe alle forze politiche che lo appoggerebbero, sarebbe veramente una cosa molto grave. Quindi se nascerà un Conte-ter è perché ci sarà una maggioranza più forte rispetto a quella che c'era prima, altrimenti non nascerà un Conte-ter. Ecco, ovviamente nessuno ha una sfera magica. Secondo lei qual è però la strada che sarà più fattibile in questo momento? Guardi, io non ho nemmeno io la sfera magica, non faccio parte delle persone che in questo momento nei vari partiti sono impegnati a trovare una soluzione. Io le posso solo dire questo, che mi auguro, conto che le forze politiche si mettano attorno ad un tavolo e che controfirmino nel bene del Paese un programma, magari fatto di pochi punti, un programma chiaro, definito, su cui poi la maggioranza non avrà nessun problema a portarlo avanti. Questo è quello che io mi auguro. E per quanto riguarda me, che sono un sottosegretario, sono stato delegato in questi 16 mesi a seguire i comuni, io penso di aver fatto, per quello che potevo, perché è la mia intelligenza, insomma la mia esperienza, penso di essermi impegnato al massimo. Sono molto contento che nel corso del 2020 sia riuscito, ovviamente non da solo, ma insomma ho fatto in modo che arrivassero in Veneto ai comuni e alle province del Veneto 651 milioni di euro per supportare i comuni in un anno francamente molto, molto difficile. Penso che si debba fare così, poche chiacchiere e un lavoro concreto. Io ho cercato di farlo, se sarò utile resterò, se non sarò utile, guardi, lei non vede, io qui sono nel mio ufficio a Roma, ma 3 metri più in là c'è uno scatolone neanche tanto grande ed è pronto per mettere dentro le cose e tornare in Veneto. Senta, un'altra domanda, questa mappatura dell'Unione Europea che pone Veneto, Friuli e Bolzano, parliamo delle nostre zone, come zone ad alto rischio, questo è davvero un problema che potrebbe essere grave per un'ennesima mazzata per il turismo? Assolutamente sì, però mi auguro che si risolva molto presto, perché i dati su cui c'è stata quella mappatura sono dati ormai già vecchi. Lì il rosso profondo, diciamo, che vede anche il Veneto colpito, è per quelle aree che hanno più di 500 positivi su 1.000 abitanti, quindi aree di grande diffusione del virus, ma già i dati ultimi nel Veneto sono notevolmente più bassi, quindi io conto che prestissimo il Veneto esca da quella mappatura un po' vecchia dell'Europa. Sì, anche perché insomma, abbiamo detto più volte già, insomma, la situazione è di grandissima crisi economica, il comparto turistico è poi quello che ha sofferto maggiormente, questo insomma, proprio per gli operatori turistici quando hanno sentito insomma, di questa mappatura è stata davvero una tragedia. Noi dobbiamo fare in modo che i nostri comportamenti individuali e collettivi siano ispirati alla maggiore prudenza possibile, perché noi dobbiamo sconfiggere un po' con le vaccinazioni, un po' con i nostri comportamenti, ripeto, individuali, dobbiamo sconfiggere il virus, portare
giù, la curva pandemica. Questo è l'elemento essenziale anche per il turismo, perché non appena noi saremo fuori dalla gravità della situazione, dovremo fare un grande lancio, tra l'altro in un raccordo forte tra il governo e la Regione Veneto, un forte rilancio delle nostre bellezze naturali, delle nostre spiagge, delle nostre montagne, dei nostri laghi, delle nostre città d'arte, a iniziare ovviamente da Venezia, per riportare il turismo sicuro in una zona sicura quale sarà il Veneto. Quindi noi dobbiamo arrivare presto a questo, però dobbiamo abbassare quella curva, abbassarla. I segnali ci sono, sembrano incoraggianti, dobbiamo andare avanti ad abbassare la curva. Anche perché, sottosegretario, ovvio, non vorrei insistere, però con una zona rosso scura è difficile poi che qualcuno venga in queste zone che sono state inserite. Guardi, in questa posizione. Ripeto, voglio essere molto ottimista e so che il governo si darà da fare, questo, il prossimo, insomma, si darà da fare per chiarire bene, perché quella mappa, secondo me, risulta presenta una geografia del rischio che è già vecchia, è già superata e per noi è superata in senso positivo. Ecco, situazione invece economica italiana, lo sappiamo, insomma, è difficile, soprattutto alcune categorie, ormai lo stiamo dicendo da mesi, categorie che sono in ginocchio, adesso alcune associazioni, insomma, di categoria tipo degli ristoratori, dei baristi, insomma, sono scesi un po' nel sentiero di guerra perché siamo ancora in zona arancione, il che vuol dire, insomma, limitazioni che in questo momento portano veramente con l'acqua alla gola moltissimi esercenti. Qualcuno dice, insomma, ristori pochi, mancano, insomma, una situazione di grandissima sofferenza. Che la situazione sia di grandissima sofferenza dopo un anno praticamente, perché è da un anno buono che ormai abbiamo imposto divieti, soprattutto ad alcune categorie che stanno pagando un prezzo altissimo. Me ne rendo conto, però credo che con il buon senso se ne rendano conto anche tutti che non è che qui ci sia la voglia di imporre dei divieti per il piacere di imporre i divieti. I divieti vengono imposti per cercare di diminuire quella curva pandemica, siamo sempre lì e siccome finalmente il segnale positivo sembrerebbe esserci, stiamo andando anche verso la primavera, quindi è ancora lontana la primavera, ma stiamo andando verso la primavera, quindi quello è il punto base. Per il resto il nuovo governo deve nascere prestissimo e qui non c'è tempo da perdere perché ad esempio il Ristori 5 sono 32 miliardi, non 4 soldi, 32 miliardi, una buona parte di quei 32 miliardi saranno a sostegno delle imprese che stanno pagando per l'appunto il prezzo più alto. Questo governo ormai non lo può più fare perché con le dimissioni del Presidente si ferma, però presso il Ministero dell'Economia avevano già ormai preparato quasi tutto per portare il decreto al governo, sarà uno dei primissimi atti, immagino, del nuovo governo e con il meccanismo dell'Agenzia delle Entrate i quattrini non saranno tutti quelli che un ristoratore, tutti quelli che un gestore di palestra, tutti quelli che un gestore di cinema si aspetterebbe, però non saranno nemmeno ininfluenti, sono quattrini importanti che arriveranno direttamente nei conti correnti delle imprese. Perché? Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di consentire a queste imprese, pur in questi tempi maledetti, di quel minimo di sopravvivenza per poi riaprire le serrande e ritornare alla normalità. Un'ultima proprio domanda veloce, insomma si è parlato in questi giorni anche delle vaccinazioni, insomma più di qualche problema per quanto riguarda l'arrivo delle dosi, anche questo è un problema, insomma, non indifferente per l'Italia. Purtroppo questo non è un problema, come sappiamo, solo per l'Italia. Era stato deciso perché si contava che fosse il modo più semplice e anche più forte
far firmare i contratti non ai singoli stati con le case farmaceutiche, ma direttamente dall'Europa, poi dividendo le quantitative di vaccini a seconda del numero dei residenti nei singoli stati. E quei contratti sono stati regolarmente firmati. Ora alcune case farmaceutiche hanno messo davanti alcuni problemi tecnici relativi alle produzioni. In Europa, come vediamo, si sta facendo, ci sono dei rapporti serrati molto forti con le case farmaceutiche, le quali stanno dicendo che nel giro di una settimana, di 10 giorni, si tornerà alla normalità e anche di più della produzione. Questo per noi in Italia, per noi in Veneto, cosa ha comportato? Un rallentamento delle vaccinazioni. Ovvio, se non arrivano le fiere non puoi vaccinare, però contiamo che sia una questione proprio di poco tempo per poi riprendere con grande forza il sistema delle vaccinazioni, che è l'unica grande strada accanto ai comportamenti responsabili che dobbiamo avere, ciascuno di noi, l'unica strada per uscire da questa pandemia. Attenzione però, perché ad esempio per quanto riguarda ad esempio le camminate in montagna, lo sci da fondo che sarebbe consentito, perché si è detto: io abito in un paesino di campagna, amo praticare lo sport dello sci da fondo, posso andare in una pista del sci da fondo? Sì, però gli assembramenti in montagna sono un errore, no? Certo. Se poi trasformiamo questo come un assembramento, allora addio. Vuol dire che anche quando ti si rallentano i poi ti comporti male, questo non va bene. Sottosegretario, la ringrazio, grazie davvero, grazie per aver accettato il nostro invito e per essere stato con noi. Grazie a voi, buon lavoro. Speriamo bene. Auguri a tutti. Grazie, buon lavoro, grazie. Ci fermiamo adesso per una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo in studio. Rieccoci nuovamente in studio ed ora parliamo di recovery plan, perché il sindaco di Treviso Mario Conte ieri sera a Ringa ha annunciato la creazione dell'assessorato che si dedicherà proprio ai progetti da mettere in campo con i fondi europei. Si tratta del primo comune italiano ad avviare questo progetto, questo assessorato. Vediamo. Oggi c'è bisogno di visione, di progettualità. Io lo dico nel piccolo della mia amministrazione. Noi istituiremo anche un assessorato specifico appunto per accedere a questi fondi, ma soprattutto per elaborare quelle che devono essere delle progettualità nelle tempistiche richieste. Cioè hai intenzione di dedicare un assessorato ai progetti recovery? Certo. Quindi hai un assessore in più che si aggiunge? Una delega in più che darò all'assessore, a un assessore della squadra. Può dirci chi? Beh, penso lavori pubblici. Penso all'assessore Manera, che già si occupa dei fondi europei. Questi soldi ci vengono prestati dall'Europa. Investiamoli nel migliore dei modi a tutti i livelli. Per farvi un esempio, io come Treviso presenterò e stiamo già mettendo in piedi la progettazione con Cassa Depositi e Prestiti del collegamento su rotaia tra aeroporto e ferrovia. Come ANCI Veneto in realtà creeremo anche un percorso formativo per sindaci e dipendenti comunali proprio per poter accedere alle procedure del recovery plan. Dunque avete sentito il primo comune, Treviso, in Italia ad attivare questo nuovo assessorato. Ed ora invece ci colleghiamo subito con Adriano Rasi Caldogno, direttore generale dell'ULSS 1 Dolomiti. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Grazie per aver accettato il nostro invito. Dunque, direttore, parliamo proprio in breve di com'è la situazione in questo momento lì da voi, la situazione della pandemia. Allora, molto brevemente, diciamo, il trend rispetto al numero di positivi è sicuramente in diminuzione, fortunatamente, e quindi la seconda ondata si sta via via affievolendo. Attualmente abbiamo circa 1500 persone positive e peraltro continuiamo con un'attività molto robusta per quanto riguarda
per quanto riguarda l'effettuazione di tamponi sia rapidi, antigenici, che molecolari. Parliamo di circa 1500 tamponi rapidi al giorno e circa 800 tamponi molecolari al giorno. Cala la pressione sugli ospedali della nostra azienda. Attualmente abbiamo 7 persone ricoverate in terapia intensiva a questa mattina, 63 persone ricoverate in area non critica e 14 persone ricoverate nei nostri ospedali di comunità. Ricordo che nella seconda metà di dicembre avevamo valori che erano più del doppio di tutto questo, per cui indubbiamente sono tutti segnali, diciamo così, di un affievolimento di questa grande pressione certo. al Covid. Ecco, direttore, non parliamo soltanto di pandemia, perché parliamo anche di due eccellenze che ci sono tra Feltre e Belluno, che riguarda per Belluno la chirurgia vascolare, invece per quanto riguarda Feltre il nuovo blocco chirurgico. Sì, tutti anche in questi mesi, pur in questo periodo di emergenza, abbiamo sviluppato comunque tutta una serie di attività che consentiranno di affrontare sempre in maniera sempre più performante quelle che saranno le sfide che la sanità, la provincia di Montagna sta ponendo. A Belluno stiamo sviluppando adesso, abbiamo nominato il nuovo primario, una unità operativa di chirurgia vascolare che va ad arricchire l'offerta chirurgica dell'hub provinciale del San Martino di Belluno. Mentre a Feltre è stata completata, come è noto, la piastra chirurgica che vede 7 sale operatorie, la nuova rianimazione, oltre al pronto soccorso e alla nuova radiologia, che sono già operative da circa 2 anni. Ricordo ancora in prospettiva anche un progetto di telemedicina che conto verrà avviato in questo 2021, proprio in linea anche con le nuove esigenze di collegare al meglio la rete, diciamo, delle competenze ospedaliere con tutto il territorio. Ecco, questa è sicuramente una delle grandi sfide di quest'anno e degli anni a venire, proprio post pandemia. Ecco, adesso insomma che i contagi stanno diminuendo, ci diceva anche l'assessore Lanzarini ieri, dovrebbero essere riattivati anche tutti i servizi ambulatoriali negli ospedali. Certamente, proprio contiamo che domani l'altro venga fatta, diciamo così, una valutazione complessiva anche rispetto al trend che, come dicevo, è in progressiva e continua diminuzione della pressione sui nostri ospedali, per consentire da lunedì 1° febbraio una ripresa graduale di tutte le attività specialistiche ambulatoriali che, ahimè, sono state, diciamo, fortemente ridimensionate in questi mesi di picco pandemico. Sarà una riapertura però graduale dei servizi? Certamente graduale, e in modo tale da recuperare via via tutte le prestazioni che sono state, diciamo così, prenotate in questo periodo, e naturalmente abbiamo potuto garantire esclusivamente le prestazioni, diciamo così, particolarmente urgenti, mentre le prestazioni ordinarie, per poter dare adeguata risposta ai ricoveri in area Covid, naturalmente hanno dovuto in un certo senso battere un po' il passo, e quindi contiamo dalla prossima settimana, se il trend verrà confermato, di poter riavviare in maniera significativa l'offerta
ospedaliera specialistica ordinaria. Ecco direttore, una volta che sarà terminata un po' questa pandemia, insomma speriamo di ritornare a una certa normalità, ovviamente ci saranno stati anche progetti che sono stati congelati quando è iniziata questa pandemia. Che cos'è che verrà riattivato? Insomma, quali sono i progetti più importanti per la vostra ASL? Progetti importanti che sono stati impostati in questi ultimi anni sono in parte già in attuazione, quindi con cantieri che continuano a essere operativi, ma direi particolarmente significativa sarà l'adeguamento antisismico dell'ospedale San Martino di Belluno. Sarà un investimento particolarmente rilevante di oltre 30 milioni di euro. Ricordo che Belluno è stata anche molto di recente inserita anche nella zona 1 per quanto riguarda il rischio sismico, e poi a seguire anche l'adeguamento che avverrà anche dell'ospedale di padiglione dell'ospedale di Feltre un po' più avanti. Poi altri investimenti anche rilevanti che partiranno già quest'anno, ritengo, è l'adeguamento e la ristrutturazione dell'ospedale monotematico di Lamon, l'ospedale specialistico per la riabilitazione, mentre sono in corso i lavori per il nuovo pronto soccorso di Agordo, per la base EMS, la base elicotteristica presso l'ospedale di Pieve di Cadore, e con questo avremo la possibilità sempre di più di avere un ottimo livello anche per quanto riguarda la rete dei servizi di urgenza ed emergenza territoriale. Ricordo a tale proposito che in questi giorni abbiamo immesso in servizio 4 ambulanze e a giorni immetteremo 4 nuove automediche a servizio di tutta la nostra azienda. Per cui, nonostante l'emergenza, nonostante il grosso impegno che ha visto in maniera veramente encomiabile l'impegno di tutto il nostro personale in questi mesi, comunque la vita e le prospettive e gli investimenti dell'azienda hanno continuato in maniera, senza soluzione di continuità. Noi intanto stiamo guardando, alle spalle c'è l'unità di crisi di Marghera, dove fra pochi minuti dovrebbe esserci la conferenza stampa dell'assessore Lanzarin. L'abbiamo anticipato prima. Vi ricordo oltretutto che questa sera, mi scusi direttore, questa sera nella nostra trasmissione Ring come ospite ci sarà il governatore Luca Zaia. Dunque queste sono le due notizie importanti. Io continuo a tenere monitorata la situazione. Direttore, proprio in un flash, invece, situazione vaccini lì, come siamo messi, visto tutta un po' questa confusione che si è creata con la mancanza delle dosi? Noi come US Dolomiti siamo partiti con un grande impegno su tutta la campagna vaccinale e abbiamo già allestito 7.600 dosi circa, di cui 1.200 già relative alla seconda dose, quindi a richiamo. No? Il piano adesso terrà conto anche di questa incertezza sulla continuità degli approvvigionamenti dei vaccini Pfizer, ma comunque la nostra organizzazione ha già dato delle risposte assolutamente positive per quanto riguarda la efficienza di questa campagna, di questo piano vaccinale. C'è preoccupazione però in questo momento, abbiamo sentito anche gli altri direttori generali, proprio per la mancanza delle dosi, per continuare poi la campagna ovviamente vaccinale. Certamente questa incertezza negli approvvigionamenti ci obbliga sostanzialmente a un approccio estremamente cautelativo rispetto anche alla progressione e all'accelerazione della campagna vaccinale, che nei primi anni era partita veramente con grande slancio. Adesso, fin tanto che non avremo certezze rispetto al rispetto della programmazione delle consegne, la parola d'ordine è sostanzialmente grande prudenza e grande cautela.
Senta, ovviamente rimarrà sempre la priorità, come si è sempre detto, per gli anziani e per tutte le categorie che sono maggiormente a rischio, le persone che hanno patologie più gravi. Certamente, diciamo, noi stiamo seguendo il piano previsto dal Ministero e declinato poi dalla Giunta regionale. La prima fase prevede la copertura di tutto il personale del sistema sanitario regionale per passare quindi sempre nella prima fase alla copertura di tutto, anche le persone che operano nel settore sociosanitario e in parallelo Direttore, con la interrompo, mi scusi perché... Mi scusi, vedo che è arrivata l'assessore Lanzarin. Io intanto la ringrazio davvero, grazie per essere stato con noi. Arrivederci. Grazie. Siamo con il bollettino solito. Tamponi molecolari 3.000. Allora, tamponi molecolari 3.680.246. Ne abbiamo fatti rispetto a ieri 12.182. I test rapidi antigenici invece 2.476.175.000. In totale sono stati fatti rispetto a ieri più 28.675. I positivi delle ultime 24 ore sono 746. Qui vediamo allora i positivi delle ultime 24 ore che sono 746, come dicevo prima, su un totale di tamponi complessivi, quindi di molecolari e di tamponi rapidi antigenici rispetto a ieri, che sono 40.857, e vedete l'incidenza è un'incidenza bassissima, l'1,82%. Credo fosse una delle incidenze più basse che abbiamo avuto sicuramente negli ultimi tempi. Il numero totale dei positivi ad oggi sono 306.952. E i positivi in carico oggi, quelli erano i totali da inizio appunto dell'emergenza, quindi da febbraio, sono 41.787. Passiamo ai dati rispetto all'ospedalizzazione. Allora, i ricoveri totali oggi sono 2.527. Che sono divisi così. Allora, 2.230 in area non critica, e sono meno 13 rispetto ai posti letto di ieri, e invece in terapia intensiva 297, meno 16 posti letto rispetto a ieri. Non si sente. Il totale dei morti ad oggi 8.695 più 93. Purtroppo questo è un dato ancora importante, ma come abbiamo già spiegato più volte stiamo comunque raccogliendo quelli che quando c'era l'apice dell'infezione, quindi a fine dicembre. I dimessi ad oggi sono 13.799, sono state dimesse 91 persone nelle ultime 24 ore. Allora, i numeri del bollettino, come vedete, sono in linea rispetto all'andamento degli ultimi 25 giorni, quindi i numeri, tutti i dati,
sono dati che confermano questa diminuzione sia per quanto riguarda il numero delle persone positive sia per quanto riguarda l'occupazione nei reparti ospedalieri. È chiaro che questo è sicuramente una cosa che ci fa ben sperare, ma che non ci deve assolutamente abbassare la guardia rispetto alle attenzioni, le misure che dobbiamo ancora continuare a tenere, soprattutto le indicazioni che noi continuiamo a dare. Anche perché, come è stato detto più volte, oggi siamo anche insieme alla campagna vaccinale, quindi oltre al contenimento di quella che la pandemia, di quella che è l'emergenza, c'è anche la campagna vaccinale che stiamo affrontando, e su questo vi do i dati relativi ai numeri di ieri sera. Allora, ieri sera erano state fatte 129.092 dosi, quindi 129.000 soggetti. Di questi 18.560 hanno anche avuto la seconda dose. Voi sapete che dalla settimana scorsa e compresa questa settimana stiamo facendo solo seconde dosi, questo dovuto chiaramente anche ai problemi legati alle diminuzioni questo dovuto anche ai problemi legati alla diminuzione delle forniture da parte di Pfizer, che ci dovrebbero essere riassestate comunque almeno dall'ultima interlocuzione. Voi sapete che noi abbiamo avuto sabato sera col commissario Arcuri e con i 2 ministri, dovrebbe dal 1° di febbraio tornare a quelle che erano appunto le quantità che erano state previste. Domani arriverà la fornitura di Pfizer, quindi domani arriveranno le 50.300 dosi. E il 31 invece arriveranno le 5.300 dosi di Moderna. 5.300 dosi di Moderna il 31 e domani invece 50.300 dosi di Pfizer. Come abbiamo già detto, sono dosi di Pfizer quelle necessarie per l'effettuazione della seconda dose, per coprire appunto tutte le persone che dal 27 di dicembre hanno iniziato la vaccinazione. Non siamo ancora alla fine della prima parte, e ricordiamo che la prima parte era quella legata agli operatori sanitari ospedalieri del territorio, tutti, ai ospiti e operatori dell'RSA. In questa prima parte, nel conteggio che noi avevamo fatto e mandato al commissario Arcuri, famose 185.000 persone da vaccinare in questa prima fase, erano inseriti e sono inseriti anche tutti i privati, convenzionati accreditati, ma anche i privati puri, oltre anche alle altre categorie di disabilità, nello specifico, che sono in strutture residenziali, pensiamo alle comunità alloggio, o pensiamo alle RSA disabili, oppure anche a quelle che sono in strutture semi-residenziali, pensiamo ai CEOD. Quindi continueremo, appena sarà possibile, riprenderemo questo calendario vaccinale, quindi per chiudere questa prima fase e passare alle fasi successive. Su questo però ci sarà la dottoressa Russo che viene, mi sembra, giovedì. Stiamo riprogrammando e cercando, come anche da vostra richiesta, di individuare una sorta di tempistica che poi chiaramente è legata all'arrivo dei vaccini e le categorie, in modo da chiarire anche molti dubbi e molte perplessità, o comunque chiarire rispetto alle tante richieste che arrivano. Ieri c'è stato l'incontro con gli ordini dei medici delle 7 province. Abbiamo fatto il punto sulla campagna vaccinale, loro hanno nuovamente dato la loro disponibilità. Avevamo già fatto un altro incontro con i medici di famiglia e con le sigle sindacali appunto per iniziare il discorso rispetto al loro apporto per quanto riguarda la campagna vaccinale. Loro hanno dato nuovamente la loro disponibilità. È chiaro che, come abbiamo detto più volte, riusciremo a fare una programmazione
solo quando avremo cognizione del numero di vaccini che arrivano e soprattutto fidandoci, abbiamo detto, ad AstraZeneca o ad altri vaccini, proprio anche per la questione della gestione, catena del freddo e quindi della somministrazione. Però stiamo lavorando all'accordo con i medici di famiglia appunto per essere pronti quando avremo certezza e quantitativi stabili da iniziare anche la cosiddetta vaccinazione di massa. Con i medici, con gli ordini dei medici, ieri abbiamo anche affrontato rispetto appunto ad alcune osservazioni che erano anche apparse nei giornali, ossia quella percentuale che loro citavano del 14% di vaccinazioni non sanitarie, erano erogate come vaccinazioni non sanitarie, che per quanto riguarda il Veneto corrisponde a una percentuale del 9,1%, il dato aggiornato a ieri sera. E abbiamo chiarito che all'interno di queste vaccinazioni ci sono personale amministrativo, che sono le segretarie anche dell'MMG, piuttosto che la segretaria appunto del medico, piuttosto che gli autisti di ambulanze, piuttosto che le signore delle pulizie, insomma tutto quel settore che da sempre abbiamo detto che era comunque, che aveva diritto di rientrare in questa prima parte e che è comunque all'interno del programma e dell'ordine nazionale per quanto riguarda la vaccinazione. E oggi in Veneto appunto è il 9,1%. Chiaramente con loro ci hanno chiesto il discorso legato alla vaccinazione di tutti i vari ordini professionali che lavorano in privato, sono compresi e loro saranno anche molto importanti e utili anche per ricostruire poi nominativi e quant'altro. Quindi non solo gli odontodiatri, ma gli oculisti, insomma tutte quelle che possono essere le altre categorie di professionisti sanitari che ci sono e che quindi devono essere vaccinati. E abbiamo anche, io ho già annunciato a loro e come annuncio a voi oggi, che ci sarà un provvedimento domani da parte del direttore Flo che prevede la riapertura delle attività sospese finora e che sono state sospese proprio quando l'emergenza era nel pieno e quindi avevamo bisogno di sospendere alcune attività e di convertire anche personale in attività nei reparti appunto ad alta intensità. E quindi dal 1° di febbraio riprendono le attività di specialistica ambulatoriale. Ricordiamo che noi avevamo sospeso le prestazioni a 30 e a 60 giorni, mentre le prestazioni a 24 ore e 10 giorni non sono mai state sospese, ossia quelle più urgenti. E in più riprenderà anche la libera professione, quindi l'attività di intromenia. È chiaro che dovremmo affrontare subito, ma su questo i direttori generali insomma sono già sul pezzo, la questione legata alla riprogrammazione o comunque all'apertura delle agende, quindi con anche situazioni che possono essere di gestione di un certo tipo, però memori anche da quello che è successo ad aprile-maggio quando abbiamo riaperto appunto queste attività. Quindi i direttori generali stanno già lavorando sulle aperture delle agende, sul potenziamento di quelle che sono linee telefonica o comunque personale dedicato ai CUP per chiaramente perché non ci siano insomma problemi di questo tipo. Io mi fermerei qui e poi rispondiamo alle domande. Allora, Tosato, Pederiva, Parisi, Bonet. Vai. Assessore, buongiorno. La salutiamo come erede del governatore Zaia a tutti gli effetti. Come assessore alla sanità direi che oggi sostituisco, cerco di sostituire. Senta, restiamo un attimo su quest'ambito che mi pare interessi molto le persone, no? C'è qualche indicazione circa l'entità delle liste d'attesa che si sono accumulate in questo frattempo e i tempi ragionevoli insomma in cui potranno essere smaltite?
Allora, non abbiamo il dato, abbiamo chiesto appunto un monitoraggio e anche di estrapolare USL per USL i vari dati rispetto anche alle prestazioni che oggi sono in galleggiamento e quelle nuove appunto che con l'apertura delle agende ci saranno, e quindi io penso insomma che nell'arco di un paio di giorni riusciremo ad avere un dato più complessivo. Sui tempi difficile dirlo, è chiaro che saranno messi in campo anche gli strumenti di prestazioni aggiuntive del personale come è previsto dalla normativa, e quindi anche le prestazioni del personale infermieristico e medico aggiuntive fuori anche degli orari di lavoro per cercare di smaltire il più liste d'attesa e quindi nel più breve tempo possibile. Cioè lavoro straordinario, insomma. Sì, il lavoro voi sapete che c'è stato a fine anno un provvedimento che aveva assegnato dei fondi specifici per il smaltimento delle liste d'attesa, con anche il riconoscimento appunto di questo lavoro da parte appunto di una delibera che era stata portata in giunta. Il 31/12 il direttore Flor aveva già emanato una circolare a tutti i direttori generali dicendo di continuare con questo strumento e di applicare le tariffe che erano previste che potessero essere applicate. Ecco, un'altra domanda invece che ci riporta a ieri e che riguarda queste proiezioni che l'Unione Europea ha fatto sulle varie regioni europee, proiezioni, cioè è una mappa del contagio praticamente, no? In questa mappa del contagio, secondo queste proiezioni, il Veneto potrebbe finire insieme al Friuli, all'Emilia Romagna e alla provincia di Bolzano nella zona rosso scuro. Zona rosso scuro vuol dire che chi dal Veneto si mettesse in viaggio per andare nei paesi dell'Unione Europea dovrebbe sottoporsi al tampone e alla quarantena. Ieri i parametri in base ai quali questa ipotesi di classificazione è stata fatta sono stati contestati dalla Regione e dal Presidente Zaia. Vorrei sapere un po' qual è la sua valutazione nel merito e se è in atto o se sarà avviata un'interlocuzione con l'Europa su questo, perché la questione non è di poco conto, mi pare. Ma allora, i parametri non sono stati contestati intanto solo dal Veneto ma anche da altre regioni, proprio perché non sono parametri uniformi, l'abbiamo sempre detto, perché sono parametri che vanno a penalizzare chi come la regione Veneto fa tantissimi tamponi e quindi di conseguenza cerca e trova i positivi. E quindi sono parametri che non sono uniformi e quindi non possono avere una visione uniforme su tutto il territorio. Seconda cosa, quei parametri sono parametri che oggi sono superati per quanto ci riguardano, perché le incidenze dei positivi sui 100.000 abitanti è un'incidenza di 15 giorni fa che non è l'incidenza di oggi, che invece se guardiamo anche come sta andando l'andamento dell'emergenza, insomma è in continua diminuzione. Io so che il Presidente Zaia si è sentito con gli altri governatori, c'è un'interlocuzione col Ministro e quindi con il Ministro Speranza che sarà poi l'interlocutore con l'Unione Europea. Grazie. Federica. Grazie, Angela Federiva, il Gazzettino. Buongiorno Assessore. Buongiorno. Su alcuni temi sono stata già preceduta dal collega Tosatto, per cui procedo con il resto. Vaccini, leggevo poco fa un lancio d'agenzia dell'OMS che raccomandava di evitare la vaccinazione a chi si è contagiato negli ultimi 6 mesi. Lo diceva in un'ottica di razionalizzazione delle quantità attualmente previste anche di Moderna, oltre ai noti tagli di Pfizer. Volevo sapere se vi è stata data già indicazione in tal senso o se appunto è una primizia questa appunto giornalistica per cui ancora non avete dovuto rivedere insomma la tempistica. No, non c'è nessuna indicazione ad oggi, le indicazioni che noi stiamo seguendo sono quelle che i vaccini devono venire fatti anche con la somministrazione della seconda dose dopo 21 giorni, altre indicazioni ad oggi non ci sono. Ok. E poi a proposito del crollo, potremmo definirlo ormai, dei contagi, notiamo sul territorio che l'afflusso ai Covid point per l'effettuazione del tampone è notevolmente appunto calato.
addirittura code che c'erano adesso sono sostanzialmente azzerate per buona parte della giornata. È pensabile che quelle strutture vengano rapidamente riconvertite in punti di esecuzione del vaccino, appunto? Ma sicuramente, allora, rispetto a quella che sarà appunto l'incidenza che noi avremo, andremo a rivedere anche questi punti. Ricordiamo che oggi abbiamo l'effettuazione del tampone anche presso le farmacie e anche presso gli studi di medici di famiglia, quindi c'è effettivamente una capillarità molto importante e molto forte nel territorio. Credo che sulle farmacie sicuramente molte regioni hanno anche iniziato prima di noi, però sui medici di famiglia, da quanto ne so io, siamo la regione che comunque ha più medici di famiglia, un'adesione più alta. Nelle altre regioni non è partita molto questa cosa qui, e quindi è chiaro che se ci dovesse essere del personale in esubero, o comunque personale che può essere riconvertito nei punti vaccini, nelle strutture che sono state individuate dalle USL per la chiamata degli over ottantenni e quant'altro, potrebbero essere riconvertiti anche in queste strutture, però è una operazione poi di gestione e di organizzazione interna alle singole aziende. Solo per chiarezza, al momento la lista delle strutture che avevate pensato comprende altri luoghi rispetto agli attuali punti tampone? Non ricordo più se era stata diffusa o no. No, non è mai stata diffusa. Allora, noi oggi abbiamo solo i punti di stoccaggio. Voi avete i punti di stoccaggio che sono i 7 hub, per capirci. È chiaro che dai 7 hub poi sappiamo i vaccini sono partiti per tutte le altre strutture ospedaliere, quindi per tutti gli altri 68 ospedali e per anche le strutture residenziali per anziani. Altra cosa invece è il piano, il programma, ne parleremo sempre giovedì con la dottoressa Russo, dove ogni singolo territorio ha individuato dei punti, la palestra piuttosto che il palazzetto, piuttosto che altre strutture di questo tipo, dove a moduli, quindi dove all'interno di queste strutture ci sono dei moduli con personale, quindi con le equip già previste per effettuare molte vaccinazioni della giornata. Chiaramente, scusami Carlo, chiaramente tutto questo ha un unico neo, che è quello che dobbiamo avere i vaccini per poter mettere in moto, cioè la macchina è già predisposta, è già organizzata, però dobbiamo avere i vaccini per poter mettere in moto poi tutto il resto. Parisi, media nord-est, a questo punto lo dico io perché sennò ce li dimentichiamo sempre. Sì, allora, Anna Maria Parisi, media nord-est. Dunque, assessore, buongiorno intanto. Buongiorno. Lei ha già anticipato l'argomento che volevo sottoporle, che arriva dal territorio, nello specifico da un'associazione di Spinea, la Croce Gialla di Spinea. Allora, visto che è ripetita Juvent, per dare anche a questa associazione che chiede, se possiamo ripetere quello che ha detto lei, in merito al 9,1% delle categorie che rientrano nelle vaccinazioni dei non sanitari, chiedeva appunto alla Croce Gialla di Spinea quando e perché verranno vaccinati e perché ancora loro, pur effettuando trasporto di persone, trasporto sanitario di primo soccorso, non sono rientrati nella categoria dei sanitari. No, allora, nella prima parte, questa prima categoria dei sanitari sono state inserite, perché insomma mi era stato detto ed è stato quantificato, tutte le associazioni terzo settore Croci che facevano emergenza-urgenza. Se non sono stati chiamati, probabilmente verranno chiamati, credo a brevissimo, da parte dell'azienda di riferimento. Quindi verranno chiamati questi Sì. della Croce Gialla di Spinea, benissimo. Se fanno emergenza-urgenza assolutamente sì. Sì, lo fanno, casomai poi le passo anche il contatto se ha piacere. Invece una precisazione, non ho capito, lei ha detto che ieri sono stati effettuati più di 129.000 vaccini, di cui 18.500 richiamo, c'è la seconda dose, e ha anche specificato che questa settimana si è provveduto, come la precedente, a effettuare solo le seconde dosi, quindi le 110.000 sono anche quelle un richiamo? Non ho capito. Ci ha detto 129.092 dosi ieri sera? No, ad oggi totale. Okay, sì, Ad oggi totale abbiamo vaccinato 129.000 persone. Di queste 129.000 persone, 18.560 hanno anche già effettuato la seconda dose. Quindi mancano 110.000. D'accordo, grazie.
Bonet, Corriere del Veneto. Sì, Assessore, una cosa che riguarda un caso di cui abbiamo scritto oggi, cioè questa vicenda per cui l'USL di Venezia si sarebbe dovuta approvvigionare. L'ha letto o lo do per acquisito? Non l'ho letto. Non l'ha letto. Allora la questione è questa, sostanzialmente l'USL di Venezia avrebbe acquistato delle mascherine per suo conto, per i propri ospedali, tramite il proprio servizio farmaceutico, perché i reparti interessati dall'uso di queste mascherine hanno ritenuto quelle fornite da Azienda Zero inadeguate, non corrette. Le risulta questa cosa? Sa se ci sono state altre USL che hanno segnalato questo problema con le mascherine fornite da Azienda Zero? Grazie. Non conosco questa situazione, non mi è neanche mai stata presentata, quindi dovete chiedere direttamente o da Azienda Zero o all'USL di riferimento. Però non mi risulta che ci siano oggi segnalazioni, almeno io non ho segnalazioni di questo tipo. Non ci sono in generale problemi qui di PI che le sono? Mi introduco per dire che ieri sera la ULSS ha chiarito con una nota che voi riportate la situazione. Sì, una nota un po' Per dire Sì, no, certo, è chiarita e non chiarita in realtà, però vabbè, non importa, se l'assessore non sa, non importa, grazie. Giacomuzzo, il giornale di Vicenza. Buongiorno Assessore. Buongiorno. Una domanda che riguarda la riapertura. Da quando quindi si potrà alzare il telefono per prenotare la visita che si era mantenuta in sospeso perché non urgente, quindi ai 30-60 giorni? Allora, domani uscirà la circolare del dottor Flor e credo che già da giovedì e venerdì le aziende potranno riniziare ad aprire le agende per programmare già l'attività da lunedì in poi. Cioè, quindi da lunedì già si parte con la prestazione, quindi prima vengono quelle in galleggiamento e da giovedì e venerdì, ok. L'altra cosa, i centri, gli ospedali Covid. Mi pare di capire che quello che è a Adria è in fase di chiusura. 300. Sì, perché sappiamo che Rovigo è un'area fortunatissima, nel senso che non ci sono stati molti casi lì. C'è un ordine di smantellamento, di chiusura per gli altri ospedali Covid o è presto ancora? No, io credo che dobbiamo essere ancora molto prudenti e quindi aspettare. Sono individuati, voi sapete, con piano ben specifico. È chiaro che questi ospedali man mano che liberano posti riprendono a pieno le proprie attività. Quindi ancora non c'è una prospettiva, proprio per questo, ricordando il famoso piano regionale sanitario per cui c'erano le allerte di vari colori in 5 fasi, siamo ancora in allerta 4 noi o siamo già passati al 3 con queste? Secondo me però non ho visto l'ultima proiezione, quindi però siamo scesi molto, quindi presumo che saremo in allerta 3, però non vorrei dire una cosa perché non ho visto i tachimetri famosi che quindi denotano in che colore siamo, però visto i numeri credo che siamo comunque scesi, io penso verso la 3. Prigioni. Buongiorno Assessore, buongiorno a tutti, Telepadova 7 Gold. Anche per le prestazioni libera professione si potrà ripartire già da lunedì e in tutti gli ospedali o magari bisogna fare un po' attenzione rispetto agli hub piuttosto che agli ospedali di... No, la riapertura è uniforme in tutte le aziende sanitarie, in tutti gli ospedali. Grazie. Altre domande? Colleghi? Posto. Possiamo chiudere allora? Buono. Grazie. Grazie a voi. Domani ricordo che domani viene l'assessore De Berti per appunto aggiornare rispetto alla riapertura delle scuole di lunedì e quindi tutto il discorso legato al trasporto, e giovedì invece la dottoressa Russo e faremo il punto sul piano vaccinale, quindi una nuova declinazione del piano vaccinale in base alle forniture, insomma alle previsioni che abbiamo. E invece sul piano di riapertura dell'ospedaliera si ha da dire qualcosa di diverso? No, possiamo, appena abbiamo i numeri, siccome qualcuno di voi chiedeva il numero delle prestazioni in sospeso, appena abbiamo i numeri al limite con Carlo forniamo i numeri delle prestazioni in sospeso. No, entro oggi no, non riescono, secondo me nei prossimi giorni.
Dunque è terminata in questo momento la conferenza stampa dall'unità di crisi di Marghera dell'assessore Lanzarin. L'avete sentito, ha dato i numeri consueti del report regionale. Dunque ci sono 746 le persone positive nelle ultime 24 ore nel Veneto. L'incidenza è dell'1,82%, dice una delle più basse degli ultimi tempi, e questo fa ben sperare. Ovviamente lo ha ripetuto più volte, non bisogna mai abbassare la guardia, questo è fondamentale fino a quando non ci sarà una vaccinazione per tutti, e quindi questo è fondamentale. Per quanto riguarda i positivi ad oggi sono 41.787, per quanto invece riguarda i ricoveri in totale sono 2.527, 2.230 sono le persone che si trovano in un'area non critica e sono meno 13 nelle ultime 24 ore, 297 invece si trovano in terapia intensiva, sono meno 16, dunque contagi che continuano a diminuire, l'abbiamo detto anche prima, una curva che è in flessione. I decessi purtroppo sono in totale 8.095 più 93 rispetto alle ultime 24 ore. Poi l'assessore Lanzarin ha parlato dei vaccini, ha detto che domani arriveranno 50.300 vaccini, dosi della Pfizer, questo servirà per coprire le seconde dosi delle persone che sono state vaccinate dal 27 dicembre ad oggi. 5.300 invece dosi di Moderna arriveranno il 31 di gennaio. Per quanto riguarda invece ancora la campagna vaccinale, ha spiegato che ieri c'è stato un incontro con l'ordine dei medici delle 7 province ed è stato fatto un punto della situazione proprio sulla campagna vaccinale. Ovviamente l'assessore ha spiegato che si riuscirà a fare una programmazione vera e propria quando si saprà definitivamente quante dosi arriveranno nella nostra regione. Prima sarà, dice, difficile. Ha anche detto che domani ci sarà l'assessore De Berti che tornerà a parlare dell'inizio della scuola di lunedì e quindi del sistema dei trasporti, del sistema scolastico, quindi sentiremo domani anche questa partita, quindi la riapertura delle scuole tanto sperata da molte famiglie, anche da molti docenti e soprattutto dagli studenti. Prima però di dare la pubblicità anche a una notizia purtroppo di cronaca, perché in diretta anche questo, una notizia che riguarda l'Università di Padova, lo vediamo, il Dipartimento di Matematica, lo vediamo dalle immagini. C'è stato un suicidio, un professore di matematica di 56 anni, padovano, ieri pomeriggio si è gettato dal 7° piano della tromba delle scale della Facoltà di Matematica dell'Università di Padova in via Trieste. Una ragazza ha sentito il tonfo e trovato il corpo sul posto. La squadra mobile e la scientifica della polizia. Pare che il professore soffrisse da tempo di una grave depressione acuita da problemi di salute. L'episodio e la morte del docente hanno suscitato grande cordoglio tra studenti e colleghi. Ovviamente rispetto a questa notizia ne daremo ulteriori aggiornamenti nel corso dei nostri telegiornali di questa sera. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Eccoci nuovamente in studio, intanto vi ricordo che questa sera alle 21:15 in diretta nella nostra trasmissione Ring ci sarà il governatore Luca Zaia. Prima abbiamo parlato di riaperture delle scuole, soddisfatto dell'imminente ritorno in classe degli studenti delle superiori anche il presidente della provincia di Treviso Stefano Marcon, condivide la linea comunque di cautela della regione, aggiunge siamo pronti. Vediamo. Scuole superiori, studenti di nuovo in presenza dal 1° febbraio. L'annuncio del presidente del Veneto Luca Zaia non coglie impreparate le province. Commentiamo positivamente questo rinizio del mondo della scuola, siamo pronti, affineremo gli ultimi dettagli in un tavolo che si terrà in settimana assieme al prefetto, assieme al dirigente scolastico e MOM. L'auspicio è sempre quello di partire in modo tale per poi non fermarsi più e vediamo cosa succederà. Già durante le feste di Natale, in vista della riapertura poi slittata, fissata al 7 gennaio, erano pronte entrambe le eventualità, presenza al 75 o al 50%. La scelta più cauta trova d'accordo il presidente Marcon. Penso che sia l'atteggiamento giusto
e cioè quello di partire con un atteggiamento prudenziale che testi sul campo il sistema, che sulla carta è pronto a dare risposta ai servizi da fare in sicurezza, tanto come trasporti che come mondo scuola. Marcon che condivide anche l'impiego di steward alle fermate dei bus. Quella vigilanza necessaria che non faccia poi sì che ci siano magari i primi pieni e gli ultimi che viaggiano vuoti. 110 mezzi in più grazie all'aiuto dei privati che MOM si prepara a mettere in campo, ma al di là della stretta logistica rimane la soddisfazione di poter far tornare in classe i ragazzi. Sono sì contento che parta e spero che parta, ribadisco, senza fermarsi più. Dunque avete sentito il presidente della provincia di Treviso. Ed ora una notizia di cronaca prima di collegarci con l'assessore Caner. Dalle prime ore del mattino a Modena, Reggio Emilia e Rovigo i carabinieri del comando provinciale di Modena stanno conducendo un'operazione per l'esecuzione di provvedimenti cautelari personali, 4 custodie cautelari in carcere, un arresto domiciliare disposto dal GIP del Tribunale di Modena nei confronti di persone nomadi di etnia rom e originarie del Marocco ritenute responsabili titolo di associazioni per delinquere, finalizzata alla ricettazione e furti aggravati a danno di bancomat, esercizi commerciali, attività industriali ed artigianali, nonché veicoli. L'indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Modena è stata condotta dai carabinieri della compagnia sempre di Modena. Non so se la regia può dirci se abbiamo collegato l'assessore Caner. Ancora no. Dunque, queste sono dunque le notizie. Abbiamo detto oggi vedo però l'Anna Maria Parisi dall'unità di crisi di Marghera. Non so se riusciamo a collegarci con lei, ancora non è... 5, 6, 7, 8, 9... No, vedo che sta facendo delle prove, quindi aspettiamo di poterci collegare con Anna Maria perché farà un po' un riassunto di quanto è stato detto oggi dall'assessore Lanzarini. Anna Maria, ti sento. Daniela, mi senti? Anna Maria, ti sento. Anna Maria, te la linea, non so se riesci a sentirmi. Te la linea. È caduta dunque la linea, quindi aspettiamo un attimo, dovrebbe ricollegarsi per fare un po' assunto di quanto è stato detto dall'assessore Lanzarini, poi sentiremo invece con l'assessore Caner quello che è successo, insomma, che sta succedendo dall'Unione Europea, quindi la zona rossa in cui rientrerebbero il Veneto e Bolzano e il Friuli, che rischierebbe di compromettere maggiormente il comparto turistico. Vediamo se riusciamo a ricollegarci di nuovo con l'unità di crisi di Marghera. Anna Maria. Daniela, mi senti? Ti sento benissimo, Anna Maria. Sì, eccoci qua. Sì, buongiorno. Buongiorno a te. Mi senti, Daniela? Assolutamente sì, buongiorno Anna Maria. Benissimo, sì, allora mi riallaccio subito alla questione. Buongiorno Daniele, buongiorno ai telespettatori. Ce l'abbiamo fatta. Dunque, per quanto riguarda la questione della zona rosso scuro a cui facevi riferimento adesso, così dalle indicazioni dell'Europa, ecco, i parametri con i quali è stato calcolato, è stato deciso questo colore sono vetusti, ha detto l'assessore Lanzarini, e fanno riferimento infatti a dati che venivano considerati fino a 15 giorni fa, dati che, come abbiamo già visto ieri e oggi l'ha ribadito anche l'assessore alla sanità, sono stati contestati per questi parametri che sono oramai superati infatti l'incidenza dei positivi sui 100.000 abitanti. Quindi adesso su questo si consulterà nelle videoconferenze e nei videoincontri il governatore Luca Zaia con il ministro Speranza, che poi si interfaccerà quindi con l'Europa per quanto riguarda i parametri con il colore rosso scuro. Poi altra novità, domani ci sarà una circolare, un provvedimento del direttore generale della sanità del Veneto Flor, per che cosa? Per la riapertura delle attività che erano state fino adesso sospese. Così riprendono da lunedì prossimo, dal 1° di febbraio, tutte anche attività in libera professione, quindi per essere più chiari le visite private presso gli specialisti negli ospedali. Cos'altro dire? Per quanto invece riguarda il piano delle vaccinazioni,
Ha ribadito l'assessore che i vaccini a disposizione sono ancora pochi per i fatti noti di cui si sa della Pfizer, per cui ieri si è provveduto a effettuare la seconda dose di Pfizer, il cosiddetto richiamo a 18.560 persone, e fino adesso le persone vaccinate sono state 129.092, quindi ne mancano altre 110.000 persone. Domani arriveranno le 50.300 dosi di Pfizer, mentre quelle di Moderna arriveranno il 31 e sono pari a 5.300 dosi. Con il piano vaccinale restiamo, Daniela, se sei d'accordo, perché rientrano nel piano vaccinale anche quel 9,1% di personale non sanitario che però, ad esempio gli autisti di ambulanze e anche i medici di tutti gli ordini professionali, ha citato come esempio l'assessore Lanzarino, odontoiatri, oculisti, che verranno vaccinati, ma ancora si dovrà attendere perché la tempistica è stata spostata per via dei ritardi della Pfizer. Quindi quando saranno effettuati anche i secondi richiami, poi si andrà a vaccinare anche tutto il personale delle RSA, gli operatori sanitari della RSA con i suoi ospiti, e poi comincerà il piano vaccinale per gli over 75. Quindi queste in sintesi le novità e i dati che sono stati illustrati poc'anzi dall'assessore Lanzarin. È tutto, se non hai altre domande, Daniela. Grazie davvero Anna Maria, grazie e buon lavoro. Dunque avete sentito insomma quanto ci ha riferito anche la collega Anna Maria Parisi sul discorso delle vaccinazioni, però io vedo già sullo schermo Federico Caner, assessore regionale al turismo. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Buongiorno, dunque le chiedo subito una delle notizie che ha creato un po' qualche tensione, qualche polemica, la zona rossa scura, così l'hanno chiamata dall'Unione Europea, e questa mappa che porterebbe insomma le nostre zone Friuli, Veneto e Bolzano insomma come zone ad alto rischio. Questa sarebbe l'ennesima mazzata per il turismo. Beh, assolutamente sì, è ovvio che noi siamo assolutamente contrari a questa mappatura, anche perché non rispecchia la realtà, cioè nel senso che si sono utilizzati dei parametri che sono parametri vecchi, non è lo specchio della situazione reale attuale che stiamo vivendo, e quindi noi abbiamo chiesto subito al Ministro Speranza, è aperta adesso un'interlocuzione da parte della mia collega assessore alla sanità Lanzarin, ovviamente su pressione anche di tutti noi, in particolare del sottoscritto, per diciamo, intervenire presso l'Unione Europea e rivedere questa mappa utilizzando dei parametri nuovi, che sono gli stessi parametri che tra l'altro i presidenti di regione hanno chiesto di rivedere al governo stesso, cioè sono circa 21 parametri che noi riteniamo vecchi, non corrispondenti alla realtà. La situazione del Veneto, ma guardi, non solo del Veneto, anche di altre regioni che politicamente stanno da un'altra parte, penso anche alla stessa Emilia Romagna, quindi qui non è una questione politica, è una questione che proprio effettivamente siamo stati inseriti in una mappatura che non rispecchia la realtà, quindi noi chiediamo la modifica di questi parametri, chiediamo di farlo velocemente perché altrimenti rischia di passare che è totalmente errata, e pazienza ora, ma se questa cosa permane nel tempo noi rischiamo, quando ci sarà la ripartenza turistica, che secondo me sarà, di pagare questo negli i turisti che magari oggi stanno anche progettando la propria vacanza. Ecco, appunto lo stava dicendo lei, assessore, cioè rientrare in questa fascia significherebbe insomma non far arrivare i turisti, perché chi verrebbe mai nel Veneto inserito in una zona così ad alto rischio in questo momento, dove c'è anche tanta paura, fra l'altro. Assolutamente sì, guardi, le faccio un esempio. Io ho ricevuto proprio a breve una nota della Federalberghi regionale che ci chiede per esempio di intercedere prima presso il governo, ma noi l'abbiamo fatto presso il governo tramite la conferenza delle regioni, per esempio inserire tra
la categoria dei vaccinati con priorità tutto il personale del mondo turistico, ma non solo, quindi quello alberghiero, quello relativo alla ristorazione, ai bar, cioè tutte quelle persone che hanno a che fare in sostanza non solo con molti cittadini, ma soprattutto con molti turisti per quanto riguarda delle vaccinazioni. Ma perché abbiamo chiesto questo? Non perché noi siamo favorevoli alla vaccinazione tout court, ma perché ci rendiamo perfettamente conto che i turisti che si muovono a livello internazionale vogliono andare in zone sicure dal punto di vista sanitario. Guarda caso, Federalberghi ci ha chiesto di fare questo tipo di intervento. Siccome noi come Regione Veneto non possiamo decidere quali sono le categorie in maniera prioritaria che devono essere vaccinate, ho scritto al Presidente della Commissione Turismo che si interfacci col Presidente Bonaccini della conferenza e chieda al Governo di mettere tra le fasce prioritarie, oltre agli anziani, oltre agli 80 anni, tutto il mondo di attività. Ecco, le faccio proprio altre due domande veloci, so che lei è molto impegnato in questo momento, le rubo proprio altri 2 secondi. Cosa significherebbe per questo, insomma, per il Veneto, e soprattutto vi aspettavate di essere messi in una zona ad alto rischio? No, non ci aspettavamo assolutamente di essere in zona ad alto rischio, perché i parametri negli ultime settimane, come voi ben sapete, sentite quotidianamente dal Presidente, stanno scendendo. Questo non significa che non bisogna tenere alta l'attenzione, anzi ne approfitto della trasmissione per ricordarlo sempre costantemente a tutti, perché altrimenti rischiamo di tornare indietro come i gamberi. Quindi attenzione sempre massima, però la situazione non è quella di alto rischio, è una situazione che sta migliorando. Basta fare un giro negli ospedali, parlare con i nostri direttori generali e ti dicono che la situazione rispetto a 15 giorni fa o rispetto a un mese fa è in netto miglioramento anche in termini di presenze di malati Covid all'interno degli ospedali. Questo ci permette di affrontare il futuro con più serenità, e quindi questo dato è un dato assolutamente allarmante, non veritiero, e quindi la modifica dei parametri noi non la chiediamo semplicemente per fare del marketing internazionale, ma perché è la verità. E per noi diventa fondamentale. Guardi, noi siamo già partiti con una promozione, cioè pensando ad una promozione per la ripartenza, e quindi ovvio che notizie di questo tipo rischiano di mandare all'aria tutto ciò che noi e il territorio stiamo facendo per la ripartenza. Ecco, le cambio l'argomento solo per un attimo, per quanto riguarda invece oggi il Consiglio dei Ministri, le leggo il titolo: approva il decreto sull'autonomia del CONI, salvi bandiera e inno a Tokyo. Anche questa si andava a rischio? Siamo un po' a rischio ovunque purtroppo con le grandi manifestazioni, anche se, vede, io le faccio un esempio. Io ai primi di febbraio, 7 febbraio, sarò a Cortina perché faremo anche la conferenza stampa di presentazione dei nostri mondiali, e vede, c'è un problema che è quello di non pubblico purtroppo, però è anche vero che se io guardo i dati vedo che c'è stata una promozione mediatica internazionale forse più forte rispetto al passato, proprio dettata dal fatto che la gente non può seguire fisicamente determinati eventi sportivi, però li segue molto di più in televisione. È cresciuta del 30% l'attenzione mediatica tramite i mass media. Questo vi farà felice particolarmente, però questo significa che noi riusciamo a fare una promozione territoriale grazie anche ai mass media, in assenza anche di presenza. Quindi tutte quelle manifestazioni sportive che purtroppo, ahimè, non potranno avere la presenza di pubblico, è brutto da un certo punto di vista, perché se vogliamo manca un po' quella passione legata dalla partecipazione, diciamo, no, delle persone, del pubblico, però a livello promozionale diventa un canale comunque importante da sfruttare. Assessore, la ringrazio. Grazie davvero. Grazie, buon lavoro. Grazie anche a voi. Dunque, fra le notizie importanti, una degli argomenti che più ci chiedevano i nostri telespettatori: verranno firmati domani provvedimenti per la riapertura in Veneto delle attività specialistiche sospese per l'emergenza clinica legata alla seconda ondata di Covid-19. Lo ha annunciato appunto oggi dall'unità di crisi l'assessore Lanzarin. Dal 1 febbraio, ha aggiunto Lanzarin, riprendono le attività specialistiche ambulatoriali a 30 e 60 giorni e anche la libera professione. Dovremo affrontare subito la questione della
una riprogrammazione delle agende, però memori di quanto successo ad aprile stiamo già lavorando su questo, soprattutto sull'incremento del personale del CUP. Ed oggi abbiamo parlato anche, insomma, ovviamente della crisi di governo, delle dimissioni del Premier Conte. Noi eravamo andati a sentire che cosa pensavano i cittadini sulla nuova maggioranza, oppure di tornare ad una nuova maggioranza, oppure tornare al voto. I cittadini erano divisi, sentiamoli. Meglio un Conte ter o meglio tornare a votare secondo te? Meglio Conte. Continuiamo così? Sì. Conte ha fatto solo dei disastri e con le elezioni sarebbe un ulteriore disastro. E io sono convinto che è meglio andare al voto, anche perché avere uno Stato provvisorio ancora e magari si trova fra 2 o 3 mesi ancora punto e a capo, è meglio fare una cosa, diciamo, radicale, ecco, diciamo così. Ecco. Meglio un Conte ter. Sì. Sarebbe troppo rischioso andare a votare? Sì, no, in questo momento andare a perdere tempo per fare elezioni non è una cosa accettabile. Assolutamente tornare al voto. Così almeno risolviamo il problema? Direi di sì, che non è un problema irrisolto da quando è partito, visto che non l'abbiamo neanche deciso noi. Devono trovare un accordo in un modo o nell'altro, per me, e poi si andrà a votare sicuramente. Al voto. Al voto. Scegliamo noi. Direi tornare al voto. Tornare al voto? Sì. Sì. In questo momento qua con la pandemia come si fa a stare senza governo? Si perde tanto tempo, quindi bisogna vedere cosa conviene di più. Il problema è che non è il momento giusto, questo è poco ma sicuro. No, secondo me un bel voto fatto bene con le dovute maniere darebbe una situazione un po' più chiara. Ed ora un'altra notizia importante: l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato porta oggi, lo ha comunicato in giunta, una delibera che approva il bando per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi in conto capitale alle imprese a prevalente o totale partecipazione femminile, un provvedimento che vale 1,5 milioni di euro. Si tratta, spiega Marcato, di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti produttivi, attrezzature di fabbrica, nuovi mobili, opere edili, murerari, impiantistiche, software. La consistenza delle imprese femminili ha subito una leggera flessione, meno 109 unità, pari a uno 0,6% in linea con la contrazione delle imprese maschili rispetto alla stessa data del 2019, che conferma il ritmo della discesa dei trimestri precedenti. Dunque questa una notizia importante. Dice, oltre ai ristori servono investimenti perché c'è bisogno di misure strutturali per sostenere la nostra economia, ha precisato l'assessore Marcato, l'assessore regionale Marcato. Abbiamo parlato insomma di una flessione per quanto riguarda la curva dei contagi, ma abbiamo anche sempre detto più volte che non va abbassata la guardia, ha detto davvero tante volte, perché come sapete, insomma, la campagna vaccinale sta procedendo, ma l'arrivo dei vaccini, delle dosi è stato rallentato da Pfizer, quindi insomma una situazione che comunque è in evoluzione nonostante l'abbassamento dei contagi. Comunque il rischio è ancora, lo hanno detto più volte, alto, e a Ponte San Nicolò a Padova un gruppo di ragazzini si è dato appuntamento, ma erano tutti senza mascherine, quindi sono scattate le multe. L'appuntamento proprio davanti alla parrocchia, tutti in gruppo, tutti senza mascherina. L'assembramento non è passato inosservato agli occhi della pattuglia dei carabinieri di Ponte San Nicolò, che sono intervenuti identificando e multando i giovani. 16 persone, quasi tutti minorenni, un gruppetto noto anche ai residenti del quartiere che già in estate avevano segnalato atti vandalici e schiamazzi. I 16 ragazzini si erano ritrovati nel parchetto davanti alla chiesa di San Leopoldo Mandic in via Moro a Ponte San Nicolò. I carabinieri li hanno sorpresi di pomeriggio mentre se ne stavano tranquilli con le mascherine abbassate. Per loro è scattata la multa da 400 euro per il mancato rispetto delle norme in materia di prevenzione del Covid. Uno di loro è anche stato denunciato per aver fornito false generalità.
Quel che preoccupa è che non si tratterebbe di un episodio isolato. Più volte il gruppetto era stato visto incontrarsi in barba ai divieti di assembramento. Ponte San Nicolò inoltre non è nuova polemiche sull'uso della mascherina. Nei mesi scorsi il sindaco Martino Schiavona era stato preso di mira da alcuni vandali che gli avevano sfasciato la macchina dopo che aveva mandato la polizia locale a multare alcuni giovani trovati in un parchetto sempre senza mascherina. Il primo cittadino aveva subito pesanti insulti e minacce anche sui social e perfino la sua famiglia era stata presa di mira con intimidazioni. Dunque avete sentito, a prescindere dalle multe che arrivano, che sono oltretutto consistenti, insomma l'importante è non abbassare mai la guardia, l'abbiamo detto più volte, il contagio è sempre dietro alle porte, il rischio è alto e fino a quando non ci sarà l'immunità di gregge, come è stato detto più volte, il rischio di contagiarsi è alto. Abbiamo visto che c'è il cambio di ricoveri, ma purtroppo non è abbastanza, insomma. Bisognerebbe cercare di diffondere sempre questo messaggio, di tenere le mascherine e il distanziamento, soprattutto per non contagiare le persone più fragili, che sono proprio gli anziani e che ancora, appunto, lo abbiamo ribadito più volte, non sono stati vaccinati. Per il momento gli over 75 devono essere ancora vaccinati e sono le persone maggiormente a rischio, oltre alle persone che hanno già una patologia pregressa importante, per cui contagiarsi con il virus potrebbe essergli fatale. Dunque queste sono le cose importanti da dire. Non so se riusciamo a collegarci fra poco con lo psicologo Michele Canil e di un altro argomento che ha tenuto banco nell'ultimo tempo, insomma quello del rischio internet. Lo abbiamo visto, la morte di una ragazza, di una ragazzina probabilmente che ha voluto sfidare con queste sfide, un tam tam di queste sfide che succedono, che vengono lanciate attraverso questi social e che mettono davvero a rischio la vita delle giovanissime. Sono argomenti di cui abbiamo parlato anche altre volte e che vorremmo affrontare proprio per cercare di mettere in guardia i giovanissimi, che ormai ovviamente si parlano e lavorano e solo tramite i social. Purtroppo possono essere positivi ma anche molto rischiosi. Ne parleremo, non so se abbiamo lo psicologo Michele Canil, ancora non ce l'abbiamo, quindi andiamo avanti con le nostre notizie. Anche una notizia che arriva invece per quanto riguarda AstraZeneca, che appunto fa una precisazione. C'è sempre stata un po' di discussione su quanto era efficace più o meno, insomma, un vaccino rispetto a un altro. AstraZeneca ha fatto una precisazione, il dato in base al quale l'efficacia del vaccino anti-Covid AstraZeneca sia pari all'8% negli anziani over 65 è completamente sbagliato, lo afferma proprio un portavoce dell'azienda AstraZeneca in riferimento alla notizia diffusa da alcuni media tedeschi. Ovviamente poi il giro è brevissimo, per cui la gente maggiormente si spaventa. In Gran Bretagna, sottolinea, questa fascia di popolazione è stata inclusa nella vaccinazione senza aggiustamento della dose nell'autorizzazione per l'approvvigionamento di emergenza. Lo scorso novembre, ha aggiunto, l'azienda ha pubblicato sulla rivista Lancet dati che dimostrano come gli hanno evidenziato una forte risposta immunitaria al vaccino, con il 100% del campione che ha generato anticorpi specifici alla proteina dopo la seconda dose. Io vedo sul mio schermo Michele Canil. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno a tutti. Dunque si parla di pandemia, ma non solo, perché il rischio internet non è alla pari, ma insomma è un rischio molto alto. Abbiamo visto insomma la morte di questa giovanissima. Che cosa si sente di dire? Perché purtroppo sempre di più ci sono delle sfide che girano tramite questi social, ragazzini che ovviamente le prendono come fosse insomma una cosa da fare e purtroppo però possono essere fatali. Possono essere fatali, ma dobbiamo sempre ricordare che abbiamo una certa responsabilità tutti quanti rispetto ai mezzi di larga diffusione, no? Perché già nella storia
anche della televisione, ma un po' di tutti i mezzi. Dobbiamo ricordare altri fatti in cui abbiamo imparato come soprattutto i preadolescenti e gli adolescenti tentino di emulare. Magari ci sono delle situazioni pregresse, no? Dove questi ragazzi hanno delle motivazioni particolari o degli aspetti specifici di personalità che li inducono ad emulare più di altri. Però purtroppo rispetto a questa tragedia dobbiamo fare ancora una volta una riflessione. Allora, esercitare più controllo rispetto a tutte le possibilità che i nostri ragazzi fino all'età dell'adolescenza hanno è sempre una cosa da fare. È un compito in più per il genitore sicuramente, ma dobbiamo un po' sorvegliare quali canali comunicativi hanno, perché poi al di là di fatti di cronaca così pesanti, a volte vediamo anche questioni più, tra virgolette, leggere, ma comunque preoccupanti, no? In cui entrano in contatto con persone magari sbagliate o che li inducono a fare delle cose che non dovrebbero fare, quindi una serie di azioni. Quindi invito sempre i genitori a tenere molto sotto controllo. Ovviamente questi mezzi comunicativi danno grandi possibilità in positivo, però attenzione che a volte dipende dalla dose e qualcosa può diventare anche velenoso, dannoso oppure così letale e drammatico. Sono lasciati troppo liberi i ragazzi? Sì, non vuole essere un'accusa sicuramente verso questi genitori che vivendo uno dei drammi che sono tra i più difficili da affrontare, no? La perdita di un figlio. Però ecco sì, esercitare una maggiore attenzione e filtro. Addirittura io invito sempre i genitori, no? Quando ci sono delle situazioni che già appaiono un po' ambigue per come sono vissute da questi ragazzi, quindi parliamo essenzialmente dell'utilizzo della navigazione su internet, invito i genitori a tentare di capire ad esempio su quali tematiche questi ragazzi sono interessati, perché spesso è un'indicazione anche dello stato o di benessere o di malessere. Allora se è uno svago, se è un modo per comunicare ora che le restrizioni, come dire, impongono un dato comportamento va benissimo, ma se il mezzo comunicativo, la navigazione su internet, come dire, esonda dal suo argine e va verso delle curiosità che sono difficili da gestire per i ragazzi, no? Talvolta spinti da altri amici, dalla forza del gruppo, dal senso di aggregazione, si infilano in situazioni anche pericolose. Senta, che cosa può scattare nella mente di questi ragazzi che accettano queste sfide che sono veramente, che arrivano a rischiano di essere fatali o arrivano comunque a un estremo? Qua tiriamo in ballo un tema molto antico ma molto attuale, che è il senso del limite. Il preadolescente e l'adolescente tentano un pochino di sfidare quello che è il limite, sia educativo, quindi nei confronti dei genitori come sorta di esperimento, ma sia anche verso se stesso come individuo nei confronti del mondo. Io ricordo molti anni fa un famoso film statunitense degli anni 90 in cui alcuni ragazzi si stendevano lungo la linea bianca che separava le carreggiate delle strade, ebbe una serie di emulazioni e purtroppo dei risvolti tragici. Allora dobbiamo sempre capire che per alcuni ragazzi che vivono in modo particolarmente disagevole la fase dell'adolescenza, lo scoprire il limite può arrivare a degli eccessi molto alti. Chiaro che parliamo sempre di situazioni particolari, no? Quindi a me non piace neanche fare come dire, il terrorismo, però un occhio in più è sempre meglio che un occhio in meno, perché come dire, le possibilità sono estremamente più complesse, le possibilità che hanno di conoscere il mondo attraverso la rete e quindi sostanzialmente c'è il tutto. Allora noi genitori dobbiamo tentare di essere così bravi da individuare qual è il filo conduttore delle ricerche dei nostri figli, ovviamente senza diventare invasivi, ovviamente lasciando loro anche delle possibilità, ma insomma quantomeno un controllo sulla cronologia
e non di meno, al di là del mondo internet, anche un controllo personale, no? Cioè tenere sempre un filo discorsivo col proprio figlio, sentire come sta, capire se ha dei disagi particolari, se cerca dei limiti, se respinge i limiti, se ha bisogno di sensazioni forti, emotivamente come vive il gruppo, una serie di parametri, no? Si può parlare di un'età che è maggiormente a rischio, secondo lei? Qualcuno parla dell'adolescenza, qualcuno parla di addirittura anche ragazzini più giovani. Sì, questo è sensato. Sa, una volta si parlava sempre dell'adolescenza come periodo particolarmente difficile. Poi già da un certo periodo, io direi almeno una decina, quindicina d'anni, abbiamo assistito ad una precocità dei desideri esplorativi dei nostri ragazzi, quindi già nella preadolescenza, all'età delle scuole medie, cominciamo a vedere dei movimenti verso l'esterno di curiosità, di aggregazione, di esplorazione. A volte capita, questo succede un po' in tutti gli studi di noi addetti ai lavori, che dei bambini addirittura, no? Nell'età tra gli 8, 9 e i 10 anni comincino ad avere un utilizzo fin troppo libero della rete internet e quindi sono spinti ad esplorare delle curiosità che sono a volte curiosità in ambito sessuale, a volte curiosità in ambito conoscitivo, a volte anche di tipo molto sano, però indipendentemente dal tipo di esplorazione, lì sì bisogna attuare un'attenzione, un controllo un pochino più rigidi. Non lasciamo i nostri figli così piccoli, no? 7-8 anni succede, liberi di esplorare qualsiasi cosa, perché non hanno le capacità in realtà per discriminare, e in un certo senso quello che a loro si presenta attraverso la rete è un po' tutto appiattito, apparentemente appiattito nel senso che è disponibile, fruibile, basta un click, possono apparentemente conoscere come funziona qualcosa ma non sanno cosa ci sta dietro, quindi hanno bisogno di un accompagnamento. È un po' come se non fossero ancora pronti, ma hanno delle capacità e hanno dei mezzi per poter conoscere alcuni aspetti della vita. Ecco, noi insomma abbiamo visto che le forze dell'ordine stesso più volte vanno nelle scuole di questi giovanissimi, degli studenti, proprio per parlare di cyberbullismo, per parlare di internet, dei pericoli che si incorrono con internet, però non è facile passare questo messaggio a questi ragazzini dove non vedono il pericolo proprio utilizzando i social. Non lo vedono assolutamente perché, come dicevo, non hanno neanche i mezzi del tutto, no? A volte si vedono delle situazioni in cui purtroppo si arriva magari a scoprire che la propria figlia hanno avuto accesso ad alcuni siti particolari e curiosi, per cui spesso poi si ricorre alla polizia postale che fa il suo mestiere per intracciare, ma la capacità discriminatoria in un bambino di 8 anni è molto fragile in realtà, non hanno nessuno strumento, a volte semplicemente comprendono che più o meno stanno navigando in un'area che non farebbe più a mamma e papà, ma al di là di questo, come dire, non hanno quella coscienza necessaria. C'è da dire però che hanno molte capacità dal punto di vista tecnico, quindi di utilizzare i mezzi. E qua si crea un po' questo gap, no? Quindi una maggiore attenzione. Ecco, poi al di là di questo tragico evento, dico, bisogna anche mettere attenzione su quella che è la gran parte in realtà delle trasgressioni, no? E spesso è in ambito della curiosità sessuale, appunto, questo è molto frequente. Poi c'è anche sulla possibilità dell'utilizzo di sostanze, di tutte le curiosità insomma che possono cominciare ad avere, e spesso magari perché sono un po' diretti da qualche bambino o ragazzino più grande che mette in questa curiosità.
Ecco, ne abbiamo parlato anche, lei ne parlava adesso, ne abbiamo parlato anche di recente proprio con un colonnello dei Carabinieri, con il direttore del CERT, proprio delle dipendenze poi che viaggiano attraverso i social. Ormai tutto viaggia attraverso internet e come dicevamo prima, ragazzini giovanissimi che sanno utilizzare forse meglio di noi questa tecnologia nuova e a che età secondo lei si dovrebbe avvicinarsi maggiormente ai social, alla internet? Perché come diceva lei, ragazzini di 6, 7, 8 anni hanno già in mano un cellulare, sanno già utilizzarlo, sanno già entrare in internet e viaggiare sui social. Ecco, io lo trovo un pochino precoce, nel senso che un po' per esperienza, no? Dai dati che io ho raccolto, dico è un pochino troppo presto, non tanto per il social in sé, ma ovviamente per il tipo di utilizzo. Allora alcuni genitori mi dicono: io comunque seguo ciò che fa sul social, magari facciamo un'ipotesi di un bambino o una bambina di 7 anni, di 8 anni, però al di là del controllo, in quel caso comunque cominciamo a sdoganare, a legittimare l'idea che può essere usato il social e che lì ci si può passare del tempo. Ovviamente sono tutti mezzi molto accattivanti e rischiano di cominciare a creare una faccia nella mente dei nostri figli, perché quello diventa l'attrazione. C'è un po' il rischio come dire, uso una metafora, di far scegliere a loro se mangiare una caramella o del pane, chiaramente ricadono su ciò che è più accattivante. Quindi anche lì facciamo un utilizzo molto ragionato e limitato nel tempo. Ovviamente la stessa cosa vale per l'utilizzo del intrattenimento come i videogame, piuttosto che vogliamo parlare di altri social di tipo diverso. Infatti, in cui condividono dei giochi. Ecco, dottor Canini, la fermo solo un attimo perché abbiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio e continuiamo con questo discorso perché poi interessa davvero tantissime famiglie. Rieccoci nuovamente ancora in diretta, sono le 13:46. Dunque, dottor Canini, stavamo parlando appunto della scelta che possono avere questi ragazzini, anche bambini possiamo definirli a volte, ed ovviamente spetta alle famiglie far scegliere una cosa un po' più tranquilla, un po' meno pericolosa di quella che potrebbe essere o diventare internet. Sicuramente. Allora proviamo anche a proporre delle alternative, no? Chiaramente sono dei mezzi che possono avere una certa comodità di utilizzo, ma a volte anche alleviare un po' le fatiche dei genitori. Però diciamo non occorre arrivare ad alcuni eccessi, cerchiamo sempre di non intossicare i nostri figli con l'eccesso dell'utilizzo di qualcosa. Quindi proporre anche delle alternative che sviluppino magari anche altre abilità, che permettano loro di fare un'esperienza di tipo anche sociale, gregario, quindi che abbiano la possibilità di interagire dal vivo, in presenza, lì dove si può, quando si potrà e con le modalità, perché ora stiamo vivendo un momento anche particolare. Però, come dire, l'eccesso dell'utilizzo della tecnologia non riguarda solo questo momento storico, no? Anzi, adesso quasi quasi è stato un vantaggio, nonostante io veda molti adolescenti e bambini che ne stanno soffrendo le restrizioni, ma tutto sommato la tecnologia ci viene anche in aiuto. Il problema si crea quando c'è un eccesso e quindi quell'eccesso rischia di sostituirsi un po' alla vita reale, all'interazione che, ricordiamolo, è l'unica cosa che fa fare un'esperienza davvero emotivamente significante e che poi sarà fruibile per l'adulto che diventerà il nostro figlio, il nostro bambino.
Ecco, questo è fondamentale. Ecco, lei adesso stava giustamente dicendo questo è stato un anno difficile, un anno particolare, restrizioni, insomma gli studenti delle superiori che non vanno a scuola ormai praticamente da mesi, forse rientrano, anzi dovrebbero rientrare lunedì. L'unico modo per rimanere diciamo a contatto con gli altri amici, colleghi, studenti, compagni di scuola è stato proprio tramite internet. Questo periodo, secondo lei, perché poi dicono soprattutto i più piccoli invece hanno avuto veramente un trauma psicologico nel non poter stare come stavano prima, insomma, a contatto con gli altri bambini o gli altri ragazzi, che cosa può comportare, che cosa comporterà per questi ragazzi questo anno di pandemia, questo anno di restrizioni? Guarda, in qualche modo abbiamo visto che, insomma, a parte i primi anni delle scuole elementari in cui è possibile comunque frequentare in presenza, le altre fasce sono andate un pochino in sofferenza, no? In particolare diciamo proprio l'età critica dai 12, 13, 14 anni in su. Chiaramente questo non è una generalizzazione, non riguarda ovviamente tutti, ma una certa fascia importante. Allora, lì è proprio la fase in cui noi da adolescenti ci scopriamo in un nuovo mondo e ci possiamo spendere nel creare delle nostre relazioni che non sono più il micromondo composto dalla famiglia. Questo aspetto in quest'anno è mancato, quindi chiaramente c'è una sorta di ritiro eccessivo dal mondo, dalla socialità, che in parte è dovuto ovviamente alle restrizioni che sono in essere, ma in parte è dovuto anche a un atteggiamento di ulteriore chiusura che si sta verificando in molti ragazzi. Guardi, tanto si sente parlare di hikikomori o comunque sindromi da ritiro sociale importante, e alcuni ragazzi che soprattutto diciamo nell'età dai 15 ai 20 stanno vivendo, ne stanno soffrendo. Chiaramente questo avrà delle ripercussioni di cui dobbiamo tener conto. La cosa migliore è sempre la prevenzione, quindi già dai primi segnali è importante che le famiglie si attivino, perché lì abbiamo una possibilità molto migliore di poter intervenire sia come genitori ma sia anche come specialisti, i servizi, tutto ciò che abbiamo a disposizione, no? Chiaramente le situazioni che tendono a permanere più a lungo sono quelle che vanno incontro a qualche complicanza in più, quindi è importante potersi attivare in tempo. Ecco, la riapertura delle scuole, molti dicono insomma, è importantissima per gli studenti, insomma molti erano ormai stanchi di rimanere chiusi in casa, questo porterà dei benefici non solo a livello scolastico ma proprio a livello psicologico? Senza ombra di dubbio. Guarda, io temo che il prolungarsi eccessivo comunque porti dei danni che non sono di pertinenza virologica ma psicopatologica. Quindi cerchiamo sempre di tenere un equilibrio, ma io vedo che insomma, in fondo i legislatori e chi sta un po' alla direzione della gestione di questa pandemia sta tentando di fare. D'altronde non è semplice coniugare i due aspetti, però ecco, io dico sono molto a favore che si possa intervenire con la didattica in presenza appena è possibile. Molti insegnanti sanno benissimo di cosa sto parlando perché il tipo di impegno che viene chiesto anche nella didattica a distanza è difficile da sostenere, no? Figuriamoci il tipo di attenzione che può mantenere un adolescente che può essere già complesso nella didattica in presenza, si va a appiattire completamente, no? Rispetto all'aspetto emotivo e relazionale che vivono invece con la presenza del professore. E anche per i professori stessi diventa molto più semplice potersi interfacciare agli studenti. Inoltre diamo loro l'opportunità di vivere un po' quell'esperienza da adulti, di portare avanti il loro impegno, che significa prepararsi al mattino, seguire le azioni quotidiane, spostarsi,
vivere, relazionarsi, fare una serie di esperienze. Senta, le faccio l'ultima domanda: che cosa rimarrà di questa pandemia per i ragazzi? Nel migliore dei casi un ricordo, un momento storico che hanno vissuto, e in qualche altra situazione rimarrà probabilmente una difficoltà sulla quale sarà forse necessario intervenire in un modo un po' diverso. Ecco, non è irreversibile, insomma, lanciamo un messaggio anche positivo, sono questioni assolutamente risolvibili dal punto di vista clinico, evidentemente qualche strascico lo dobbiamo mettere in conto, per questo l'invito è a intervenire in modo più precoce possibile. Puntiamo sempre sulla prevenzione o sull'intercettazione precoce, allora si agisce bene, efficacemente, si ripristina tutto e anche meglio. E invece, tornando un attimo invece ai pericoli di internet, se dovesse dare un consiglio alle famiglie, qualcuno dice che non riesce a magari fino a che punto poi si spingono questi ragazzini. Adesso questo è stato un caso, l'abbiamo detto, di cronaca, un caso estremo, con la morte poi di questa ragazzina che ha accettato, insomma, di provare una sfida che poi purtroppo abbiamo sentito è finita male, però ci sono altri pericoli che sono comunque gravi. Un consiglio quindi alle famiglie? Consiglio alle famiglie di tenere sempre un monitoraggio di tipo tecnologico, quindi l'invito è: imparate un pochino anche voi a usare questi mezzi e mettere dei limiti. Adesso ci sono tante possibilità, a vedere la cronologia, a farvi un'idea di cosa sta guardando vostro figlio, vostra figlia, e poi tenere sempre il monitoraggio che è un po' quello del buon senso, no? Di genitore, cioè di vedere un pochino l'andamento di nostro figlio, provare a percepire un po' come sta, a vedere che tipo di emozioni vive, ma anche ad accogliere le lamentele, le difficoltà, perché questo periodo non è facile per gli adulti, figuriamoci per loro. Quindi apritevi un pochino al dialogo e soprattutto ascoltando e osservando impareremo i nostri figli. Ma quindi possiamo aiutarli in tempo. Quando lei dice, insomma, bisogna comunque controllarli, tra virgolette, significa che siccome loro si mettono su internet praticamente adesso, soprattutto, non voglio dire 10 ore al giorno, però quasi, come fa una famiglia che magari lavora a star dietro ad un ragazzino che usa internet tutto il giorno? Allora, lì dove lo usa per la didattica a distanza, insomma, presumiamo che più o meno faccia quello, o parallelamente possa fare anche altre cose in alcuni casi, anche se non dovrebbero. Però è con controllo della cronologia, fare un accordo con loro per cui non cancellino le cose che guardano. Addirittura ci sono dei programmi che permettono proprio di vedere in tempo reale che cosa da quel PC si sta leggendo, osservando, eccetera, e dicendo loro: guarda che mamma e papà mettono questo programma in modo che siamo sicuri che tu faccia le cose bene, eccetera. Dare un limite di tempo anche, non sottovalutiamo anche questo aspetto, cioè lì dove finisce la didattica a distanza mettiamo alle ore 13 al pomeriggio, per permettere loro di avere degli spazi limitati o concordati, oltre a quelli non si può andare, insomma. E lei parla questo ovviamente, mi scusi, lei parla dei ragazzi ovviamente più piccoli, per i ragazzi invece un po' più grandicelli? Perché lì non è semplicissimo. Lì non è semplice, no? Perché dai 15-16 anni il controllo ovviamente si riduce un pochino, però secondo me comunque vale la pena di fare un accordo con loro, spiegando le ragioni. Guardate che ci sono dei siti pericolosi, guardate che quindi come dire, dando ai figli una libertà di azione, ma facendoli capire che noi però abbiamo il dovere di monitorare questo. Non sarà facile, ma è una cosa su cui mediare, e io invito fortemente. Quasi diventa più importante questo che non la vecchia questione dell'orario serale di uscita, no? Che tutti abbiamo vissuto. Adesso questo diventa un mezzo più potenzialmente rischioso.
Infatti adesso si parlano meno, si incontrano meno, a parte questo periodo di pandemia, però si incontrano maggiormente tramite social. Certo, quello di per sé non è un guaio assolutamente. Il problema è quando ci sono quelle situazioni che arrivano a incrociare siti dove come dire, si mescolano adulti ad adolescenti, quindi situazioni poco chiare, siti che spesso purtroppo la polizia postale intercetta o i carabinieri e vedono che sono siti in realtà di copertura dove accade dell'altro. Chiaramente si tenta di tenere un monitoraggio, poi verso i 18 anni giustamente ogni ragazzo vuole la sua autonomia, quindi abbiamo spazio d'azione. La vera prevenzione la facciamo sempre ancora prima, cioè quando i bambini sono piccoli insegniamo loro che la presenza del genitore è importante, quindi per questo parlavo proprio di relazione e comunicazione, perché questa è la prima prevenzione. La ringrazio, grazie davvero. Grazie a voi. Grazie e buon lavoro. Grazie. Buona giornata. Grazie a lei. Dunque avete sentito, insomma, internet che ormai ovviamente è alla portata di tutti, i social sono alla portata di tutti, anche ai ragazzini più giovani, però l'importanza di tenerli sotto controllo, di parlare con loro, poi fanno, insomma, si evitano dei rischi che sono davvero molto molto alti e sempre più spesso poi possono rischiare di portare a situazioni gravi. Non parliamo solo di situazioni fatali, ma anche, insomma, di rischi comunque di cyberbullismo, che tanto se ne parla, però poi purtroppo i ragazzini ancora incorrono in questi problemi che diventano gravi. Questo dunque per quanto riguarda i giovani internet. Torniamo invece a parlare della situazione poi invece economica, lo faremo con un ospite che ho qua, che vi presento fra poco, subito dopo la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio in diretta, nell'ultima parte di questa diretta. Abbiamo parlato di internet e dei rischi per i giovani, per i giovanissimi soprattutto. Ora torniamo a parlare invece della pandemia, parliamo delle difficoltà economiche di alcune categorie, lo ripetiamo ormai da giorni, insomma, alcune categorie che sono davvero in ginocchio. Siamo tornati in fascia arancione, anzi siamo rimasti in fascia arancione, per cui lo ricordiamo, ci sono baristi, ristoratori che purtroppo rimangono chiusi, baristi soprattutto con lo stop dopo le 18 anche dell'asporto, e ristoratori che continuano con l'asporto, per cui insomma situazione davvero difficile. Ne parliamo con Andrea Penzoiello, presidente di Veneto Imprese Unite. Intanto buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito come sempre. Buongiorno. Dunque, situazione sempre più difficile. Siamo rimasti in zona arancione, si sperava con la diminuzione dei contagi che si potesse passare in una zona senza, insomma, limitazioni come quelle di adesso. Purtroppo ancora per questa settimana siamo in fascia arancione. Per voi questo cosa comporta? Beh, per noi innanzitutto ha comportato il solito giro di chiamate con i fornitori dell'ultima ora per annullare gli ordini che ormai avevamo messo in piedi, convinti tutti quanti di tornare in giallo già domenica scorsa, e ovviamente comporta un'altra settimana con chi riesce comunque a stare in piedi con quello, e in generale comunque un'altra settimana di sconfitta per noi, perché appunto abbiamo già da mesi messo in sicurezza le nostre attività e ancora una volta non capiamo perché quando i dati ce lo permettono non possiamo lavorare. Diciamo che è una settimana in zona arancione che limita sicuramente la ristorazione e i bar, perché sono quelli chiusi a tutti gli effetti, ma che limita anche il commercio, perché il commercio nel momento in cui il blocco dei comuni e le chiusure dei bar vanno a colpire anche queste realtà, di riflesso abbiamo negozi che questa settimana non stanno neanche incassando. Oggi è già martedì, settimana scorsa hanno fatto 20-30 euro di incasso in 6 giorni di lavoro, quindi tocca direttamente il mio settore nello specifico, ma anche tutti gli altri settori che andiamo a rappresentare sono di riflesso coinvolti, e inoltre appunto proprio perché comunque possono stare aperti non hanno diritto neanche alla speranza di un ristoro. Noi abbiamo diritto alla speranza di un ristoro perché i ristori ce li dicono, non arrivano. Ecco, fra l'altro ti interrompo proprio su questo. Si parla di ristori, prima avevamo sentito il sottosegretario all'interno, con la situazione adesso del
del governo, le dimissioni del Premier Conte, già era stato tutto comunque prefissato, organizzato e tutto, però ci possono essere dei ritardi perché ovviamente adesso si dovrà aspettare il nuovo governo o comunque un Conte Ter o comunque un nuovo governo tecnico, quello che ci sarà. Fa sorridere ma fa anche piangere pensare a qualche giorno fa quando dopo la fiducia al governo era stato votato nella notte lo scostamento di bilancio. Con quello pensavamo che la strada fosse in discesa e fosse automatico anche la votazione del decreto Quinquer prima che tutto questo accadesse, perché comunque era inevitabile che accadesse. E invece si è trascinato per un'altra settimana, adesso si è arrivate le dimissioni, questo porterà ovviamente a perdere altri 10-15 giorni sull'approvazione del decreto che poi ci hanno già messo in guardia, essendo che vanno a modificare alcuni parametri per i quali poi gli aiuti andranno a essere distribuiti, avrà un'applicabilità molto più lunga rispetto a quello a cui siamo abituati, quindi probabilmente per almeno altri 30 giorni non vedremo assolutamente nulla. E tutto per poi magari rischiare di trovarci di nuovo lo stesso governo di 2 giorni fa, perché le indiscrezioni parlano comunque di una possibilità di un Conte Ter, anche se lui ultimamente nega, quindi tanto casino, un ennesimo blocco per noi. Ricordo che noi la settimana scorsa abbiamo sentito il sottosegretario che ci aveva garantito l'approvazione del decreto ristori Quinquer entro la fine del mese. Ovviamente la cosa ormai è impossibile, quindi beffati l'ennesima volta e stiamo qua, aspettiamo, ma adesso forse non aspettiamo neanche più tanto in silenzio come abbiamo fatto fino all'altro giorno. Ecco, mi anticipi la domanda, proprio questa volevo chiederti. Ristoratori, tutti ormai stanchi, non siete solo voi perché poi ci sono altre categorie, vogliamo dirlo, non ci sono solo loro, ma ci sono anche categorie come i titolari delle palestre, come i titolari delle discoteche, insomma tantissimi altri comparti che sono completamente bloccati da mesi e mesi, completamente chiusi e anche per loro insomma ovviamente il disagio, la difficoltà, la tragedia ormai è grande perché mesi di chiusura non portano a casa nulla per le famiglie, come ci era stato detto insomma più volte testimonianze di queste persone. Ci dicevi, non stiamo più in silenzio. Esattamente, diciamo che, come dicevi te, con tutte le categorie, perché noi comunque siamo un'associazione che raggruppa tantissime categorie, abbiamo gli eventi che sono chiusi, non possono fare eventi appunto dal 23 di gennaio, quindi ormai è un mese, abbiamo tutto il settore turismo, ricordiamoci che a dicembre abbiamo perso il 100% delle agenzie turistiche in Italia, veramente importante. Con tutte queste categorie, col commercio, con gli agenti immobiliari stessi che si trovano a poter stare aperti ma non possono fare i viaggi per andare a far vedere le case, quindi effettivamente non vendono nulla, abbiamo deciso che il momento della mediazione probabilmente è finito. Abbiamo provato a sederci ai tavoli a livello sia locale sia regionale ma anche governativo, abbiamo presentato secondo me istanze sacrosante e anche ponderate, non si andava mai a chiedere la luna ma sempre almeno la copertura dei costi fissi e poi ci pensavamo noi a come sopravvivere. Tutte queste istanze, tutte queste riunioni, queste chiacchierate non hanno portato a nulla, ormai la gente è stanca e la gente si è impoverita soprattutto, si sta mangiando tutto quello che ha costruito magari in 15-20 anni e quindi a questo punto la rabbia non è più contenibile e siamo pronti, adesso in questi giorni stiamo coordinando. Appunto, essendo ormai un'associazione regionale, domani andremo anche a Vicenza, chiuderemo un attimo il cerchio e nei prossimi giorni sicuramente faremo qualche azione molto più forte di quello a cui siamo abituati. Ecco, ci puoi accennare qualcosa? Scenderete in piazza, l'avete già fatto, ma l'avete fatto in maniera pacifica con un flash mob, lo ricordiamo qualche giorno fa, dove all'iniziativa del Noi Apriamo invece la vostra aveva detto rimaniamo nelle regole, rispettiamo la legge, quindi facciamo un'apertura simbolica per cui locali chiusi ma dentro insomma era un po' una simulazione di quello, insomma, di clienti, in realtà erano proprio gli stessi dipendenti che simulavano, diciamo, la cena. Questa volta cosa farete quindi invece? Dici è incontenibile la rabbia, quindi... Cosa faremo lo scoprirete nei prossimi giorni sicuramente, perché dobbiamo finire di coordinare le cose, dare anche false notizie, creerebbero confusione, si rischia poi di far passare anche il messaggio sbagliato. Il concetto che sta alla base di questo è gli enti, il governo in questo caso, non ci permette di lavorare, noi magari possiamo provare a non far lavorare gli enti qualche giorno. Si può parlare di un blocco di qualcosa? Vedremo. Dateci tempo di lavorare, bisogna fare le cose fatte bene, siamo comunque un'associazione seria, quindi dobbiamo mettere sulle i prima di poterci sbilanciare. Ecco, rispetto a questo invece, e ne avevo parlato prima,
alcune invece associazioni avevano invece pensato di Io Apro di aprire, poi purtroppo anche multate, perché poi anche questo, nel senso trasgredire alle regole poi porta anche alle multe da parte delle forze dell'ordine, che nulla possono fare se ci sono poi delle leggi da rispettare. Qualcuno ha anche deciso di dire vabbè, io rimango aperto, poi chiusi, perché ovviamente in contrasto con i DPCM, in contrasto con tutte le normative, però qualcuno che ormai esasperato, basta, io apro. Voi a queste persone che cosa rispondete? I giorni scorsi abbiamo fatto appunto un appello a queste persone dicendo di unirsi ai nostri movimenti, alle nostre associazioni che con TNI, che è la confederazione di cui facciamo parte a livello nazionale, hanno proposto un'alternativa che era appunto quella del flash mob, perché agire così in modo sparso, spesso con alcune informazioni di base sbagliate su tutele legali o altro che si vedeva girare nei social, rischiava di far confusione e comunque anche in un certo senso di condizionare l'immagine che poi la gente avrebbe avuto delle nostre categorie. È anche da tener conto però due aspetti principali. Il primo, l'abbiamo fatto notare al prefetto un paio di giorni fa, è che tutta la gente, quei pochi per fortuna che hanno deciso di aprire, alla fine al di là della sanzione l'hanno ricevuto. Quindi noi cerchiamo di fare, e poi vediamo che chi trasgredisce non ha certezza della pena, e io non voglio per carità che i miei colleghi vengano chiusi, però diciamo che è un danno anche per noi. E in secondo luogo c'è stato un comunicato stampa di Confcommercio Sicilia un paio di giorni fa in cui diceva che dal 1° febbraio loro avrebbero fatto riaprire tutte quante le attività in Sicilia, appunto. Se anche le associazioni un po' più democratiche, modigerate, anzi Commercio come Confederazione iniziano a prendere queste decisioni così decise, vuol dire che ormai siamo veramente arrivati al limite, quindi noi adesso porteremo avanti queste nostre proteste, però dobbiamo arrivare al punto in cui riapriamo tutti quanti, e se non ci faranno riaprire loro, probabilmente, proprio perché abbiamo visto che non c'è certezza della pena, non escludo che un giorno arriveremo a riaprire anche noi in maniera autonoma. Ecco, tu prima hai parlato di turismo, un altro, ne abbiamo parlato anche nel corso di questa con l'assessore Caner, ne ho parlato io all'inizio, la famosa mappatura dell'Unione Europea che rischia di mettere insomma davvero un paletto non indifferente per il turismo in una situazione già dove il turismo è una delle categorie, uno dei comparti più danneggiati. Lo vediamo adesso nelle immagini, quando ho alzato quella mappa e la nostra regione, io parlo delle nostre, no? Della certo. regione del Friuli, il Veneto e Bolzano, sono in rosso scuro, lo chiamiamo rosso scuro, che sono le zone ad alto rischio, l'abbiamo già detto, anche se poi l'assessore Canera dice questa mappatura è stata fatta con dati vecchi e dovrà essere rivista. Comunque innanzitutto questa mappa è stata comunque per ora presentata, e per il turismo sarebbe una mazzata non indifferente, visto che sono saltate stagioni, è saltato tutto, le limitazioni, siete stati chiusi. Salterà anche il carnevale quest'anno su Venezia, giustamente. Salterà il carnevale su Venezia, e questa cosa potrebbe far pensare insomma ai turisti, qualora ci fosse insomma una situazione di miglioramento nei prossimi mesi, ai turisti non andiamo certo nelle zone ad alto rischio, quindi comprometterebbe ancora di più per voi. Sì, anche perché comunque i dati che abbiamo noi parlano di un turismo a livello europeo che sta riaprendo e anche ricominciando a vendere pacchetti per le mete esotiche, e quindi si ricomincia a ragionare in ottica appunto di viaggi da qui a 4 mesi, comunque almeno per l'estate. Questa mappatura ovviamente è penalizzante in maniera probabilmente anche arbitraria, perché si basa su dei dati che dobbiamo innanzitutto ancora capire come sono arrivati, se sono vecchi, se sono recenti, se si possono modificare, e poi comunque sembra l'ennesimo mappatura basata non tanto sul numero di tamponi fatti ma sul numero dei positivi, in maniera del tutto arbitraria in un certo senso. Noi avremo bisogno, come abbiamo fatto col governo, ma abbiamo visto mesi a far capire al governo che i dati del Veneto erano a fronte di un numero di tamponi alti. Dovremmo fare lo stesso ragionamento anche a questo punto con l'Europa, perché di certo non può essere considerato un handicap avere una regione che sta facendo tanti tamponi e che quindi permette probabilmente anche di curare più persone in maniera più puntuale. E invece qua sembra che di nuovo rischiamo di essere penalizzati semplicemente perché abbiamo una macchina sanitaria che funziona meglio delle altre.
notizie sembra che arrivano poco positive, dalla zona arancione alla zona rossa scura. Che cosa pensate? Perché insomma gli spiragli sembravano che arrivassero con la diminuzione dei contagi, la riapertura oltretutto delle scuole, però ancora voi per il momento, almeno fino alla fine di questa settimana, per il momento siamo in zona arancione. Ormai speriamo che siano gli ultimi giorni, ormai vediamo che anche noi con i nostri clienti, che sono anche loro esauriti da questa situazione, e la possibilità anche solamente di bersi un caffè al caldo aiuterebbe anche psicologicamente la popolazione a ritrovare un po' di normalità, e quindi ci auguriamo, rispettando magari anche tutto quello che ha detto il Comitato Tecnico Scientifico e che probabilmente il governo non tiene più in considerazione da ottobre ad oggi, che ci sia una fase di convivenza con il virus e che man mano porti a un'apertura sempre più diffusa delle varie attività, come noi appunto anche le palestre, anche i teatri, anche i cinema, visto che non ci sono delle vere e proprie prove del fatto che debbano stare chiusi per necessità da ottobre in poi, che questa apertura avvenga in maniera ovviamente controllata, in maniera ovviamente da permettere il controllo del contagio, però che avvenga, perché abbiamo necessità tutti quanti di lavorare. Io quest'estate ho partecipato a un paio di concerti anche importanti, anche all'Arena di Verona, ma con un posto sì e 3 posti no, con lo steward che mi apportava fino al mio posto a sedere, quando siamo usciti subito disinfettavano, quindi veramente c'è una accuratezza e un'attenzione che è infinita, e proprio davanti a questo, alla luce di questo, alla luce di tutti gli investimenti che le nostre aziende stanno facendo, non capiamo perché non si possa lavorare in sicurezza, anche alla luce dei dati che sono stati quadruplicati in termini di contagi e di ricoveri dal fine ottobre, cioè da quando ci hanno chiuso di nuovo ad oggi. In 70-80 giorni di apertura i dati sono quadruplicati, di conseguenza la relazione tra l'apertura della ristorazione, degli eventi, ovviamente eventi fatti in un certo modo, e la diffusione del virus sembra che non vadano di pari passo, quindi c'è qualcosa che non quadra, qualcuno deve sicuramente darci delle risposte e farci tornare a lavorare il prima possibile. Vedo che c'è la pubblicità, ci fermiamo per qualche istante e torniamo subito in studio. Rieccoci nuovamente in studio per l'ultima parte di questa diretta, sono le 14:18, siamo in compagnia di Penzo Aiello, presidente di Veneto Imprese Unite. Stiamo parlando prima appunto della situazione veramente difficilissima di alcune categorie, parlavamo anche di iniziative che state intraprendendo, perché ormai esauriti non solo, ma oltre esasperati anche la rabbia, perché si continua da mesi e mesi insomma a non lavorare in realtà, esatto. Perché l'asporto, ci dicevano anche alcuni tuoi colleghi, dicevano non è per noi un lavoro, e ovviamente quello che noi riusciamo a mettere via è praticamente pari a zero, abbiamo più spese che le entrate. Questo vale per alcune categorie, vale anche per altre che in realtà invece proprio sono chiuse completamente, tipo lo diceva anche Andrea, teatri, cinema, ma non solo, palestre che sono chiuse da tempo. Quindi iniziative, aspettate di vedere che cosa accadrà la prossima settimana, quindi se passeremo in zona gialla o rimarremo in zona arancione, oppure continuerete comunque? No, le iniziative che abbiamo in mente verranno comunque portate a termine, anche perché non sono volte ad entrare in zona gialla, perché ovviamente sono decisioni che non dipendono da una manifestazione, ma sono per portare avanti alcune nostre richieste fondamentali. Far sentire la vostra voce. Esatto, perché comunque quello che andremo noi a chiedere sono sempre i nostri soliti 12 punti del manifesto, che abbiamo già presentato ormai ovunque, ma soprattutto 4 punti sono necessari per noi per poter ricominciare a produrre con un po' di leggerezza nei prossimi mesi. Quindi andremo a chiedere che ci sia un abbattimento del costo del lavoro, perché dobbiamo permetterci di tenere i nostri dipendenti e magari anche di assumere, non per forza di licenziare, visto che il lavoro comunque sarà calato. Andremo a chiedere ovviamente la pace fiscale, perché bisogna... Le tasse vanno pagate, noi siamo d'accordo su questo, però per permetterci adesso di investire sul futuro dobbiamo trovare un modo per poter almeno diciamo sistemarci con le cose pregresse o con quello che dovremo versare nel 2021, soprattutto perché viene sempre calcolato sull'anno prima, e l'anno prima ovviamente abbiamo fatturato meglio di quello che andremo a fare quest'anno. E l'ultima cosa che secondo noi è fondamentale chiedere adesso, purtroppo, perché è una sconfitta da un certo punto di vista, è una legge straordinaria per il fallimento. Noi ci teniamo tantissimo, sono mesi che affrontiamo questa cosa, la stiamo affrontando anche col prefetto di Treviso che ci sta aiutando insieme alla Camera di Commercio. Abbiamo bisogno che i nostri imprenditori, che purtroppo, e saranno in tantissimi, dovranno andare in liquidazione
liquidazione o in fallimento con la loro società, riescano comunque a garantirsi un futuro da persona privata dignitoso, perché se no il rischio appunto è quello di avere molte persone che poi sceglieranno la scelta più sbagliata, e che speriamo che non si auguri, perché comunque l'imprenditore non è mai tutelato in caso di fallimento, e anche una piccola cavolata di gestione del quotidiano che può essere bloccata appunto per un fallimento pregresso, neanche imputabile all'imprenditore stesso, rischia di rovinare le vite di persone. Ecco, fra l'altro dobbiamo anche ricordare che purtroppo questa pandemia ha costretto moltissimi imprenditori a dover chiudere le proprie attività, e lasciando a casa anche ovviamente il personale, proprio perché non c'era la possibilità di lavorare, quindi i costi erano maggiori poi di quello che veniva, i soldi che venivano incamerati, e quindi le attività che hanno chiuso, e non sono poche. Molti locali, ne parlavamo anche nei giorni scorsi, sono a rischio, che dicono insomma che così non possono più andare avanti, e se non si riapre in maniera un po' più decisa rimarranno chiusi. Insomma è una situazione davvero difficile. Rischiamo di perdere un 35% delle attività economiche nel nostro territorio nel 2021, e vorrebbe dire che non è poco per niente, perché comunque sono anche aziende che in futuro non potranno contribuire alla crescita dello Stato, pagando appunto le tasse e tante altre cose. Quindi poi è tutta una catena, perché poi cadrebbe appunto a cascata anche sul pubblico, che si vedrebbe meno fondi per poter pagare pubblici o per le pensioni. Quindi bisogna trovare il modo di far sopravvivere le aziende, perché sembra sempre che sia un problema solamente dell'impresa e dell'imprenditore, ma poi a cascata si rovescia su tutta quanta la società. Fra l'altro la riapertura delle scuole vuol dire anche movimento all'interno del centro, e questo per voi sarebbe, è una... La DAD come lo smart working, per quanto poco toglie indotto, diciamo, certo, all'economia della zona che gravita intorno alle scuole. Certo. Sicuramente siamo stati felici noi in un certo senso che le scuole fossero chiuse nel periodo più difficile, perché permetteva una ricalibratura dei contagi e di riportarli in una soglia accettabile. Certo. Adesso, qualora ci fossero ovviamente tutti i mezzi di trasporto, o comunque una pianificazione che permettano di chiudere in sicurezza l'anno, è una cosa, è l'apertura delle scuole, che ci permetterebbe di avere un indotto che ci può dare un po' di speranza. Quindi a maggior ragione per voi è fondamentale tornare in una zona con meno limitazioni e riaprire ovviamente. Esatto. Manifestazione, ritorniamo su questa iniziativa. Sarete solo voi, oppure cercherete di coinvolgere anche altre associazioni, oppure comunque altre categorie? Diciamo che come è solito per noi andiamo comunque a cercare di fare un'azione corale con altre categorie, perché comunque già noi ne rappresentiamo diverse, e anche altre associazioni dei territori che attraverso i nostri comitati provinciali stiamo cercando di coinvolgere, perché comunque non andiamo là con nessuna bandiera e con nessun logo, abbiamo semplicemente bisogno di far squadra e farci vedere uniti. Spesso sono stati divisi e sfruttati per questo, dobbiamo farci vedere uniti e forti nel gridare lo stesso grido di bisogno, di aiuto. Penso che questa volta non andremo ad avere neanche a chiedere in realtà l'appoggio delle grandi associazioni di categoria, penso a Confcommercio, perché già più di una volta ci hanno detto che loro ad esempio non hanno più necessità di manifestare, le cose probabilmente per loro vanno meglio che per noi, non lo so, ma abbiamo avuto qualche chiacchierata nei giorni scorsi dove ci hanno detto che dal Veneto, dal Confcommercio Veneto è stata data a disposizione, scusatemi, certo, di non manifestare più. Vedremo se il futuro cambierà qualcosa, ma per il momento viaggeremo senza di loro. Però vi aspettate l'appoggio dei cittadini in questa manifestazione, perché sicuramente ci sarà, insomma, i cittadini anche vorrebbero tornare ad una normalità, quindi a potersi sedere, insomma, in un ristorante, poter mangiare o potersi bere un cappuccino all'interno di un bar e non dover farlo da sport, anzi adesso dopo le 18 nemmeno da sport. I cittadini ci stanno mostrando grandissima solidarietà in questi giorni, vengono spesso da noi a consumare anche se non ne hanno bisogno, solamente per poterci dare il loro sostegno o poterci dare un saluto, una stretta di mano virtuale, diciamo. Quindi ve li aspettate nella manifestazione, insomma, con voi? Penso che sia qualcosa di un po' troppo tecnico per loro, sicuramente porteremo i nostri dipendenti perché sono parte in causa con noi di questi disagi. Ecco, tu dicevi ovviamente manifestazione che sarà a livello regionale, perché la vostra associazione è a livello regionale, ma sarà nelle province oppure sarà una cosa proprio regionale? Sicuramente ne faremo un focus a livello regionale, quindi probabilmente sarà nel veneziano come territorio, però già alcune province ci hanno chiesto di poter poi fare anche a corollario un'azione sul loro territorio, quindi appunto domani saremo a Vicenza per coordinare anche questo.
qualche giorno fa, quindi sarà comunque una cosa diffusa seppure con un cuore regionale. Ecco, ti volevo fare anche un'altra domanda. Noi abbiamo visto quando hanno riaperto quei famosi disobbedienti, facciamo tra virgolette disobbedienti, insomma in realtà disobbedienti per disperazione, perché non hanno più gli introiti e quindi non potevano più mantenere le proprie famiglie. Abbiamo visto però che in realtà la gente andava, cioè per andare contro la legge o perché probabilmente la gente i cittadini sentono l'esigenza di tornare a quella normalità che si è bruscamente interrotta oltre un anno fa ormai. Ma infatti, come dicevo, stiamo ricevendo veramente grandissimo appoggio e solidarietà da parte dei nostri clienti, dei nostri cittadini che in questi giorni, qualsiasi fascia d'età, perché dal ragazzino di 16 anni fino alla signora di 80-85 anni, vengono a prendersi appunto anche un caffè da sport solo per dimostrarsi vicini a noi e in un certo senso per riassaporare un po' di normalità, perché ricordiamoci che appunto noi stiamo subendo questa crisi dal punto di vista economico, però tutte le persone che sono abituate anche soltanto a stare in ufficio 8 ore o sui banchi di scuola 8 ore o le uscivano solamente per il caffè, non hanno più modo di vivere la loro vita al di fuori appunto di quello che è il lavoro o la loro casa, e quindi psicologicamente questo qua sicuramente porterà a dei danni che dureranno per diverso tempo, e quindi tutto quello che possa sapere un po' di libertà gli aiuta. Può diventare anche rischioso, perché io penso invece al 4 gennaio quando eravamo in zona arancione, che i negozi hanno aperto e che Treviso era affollatissima, fin troppo affollata, quindi bisogna comunque mantenere sempre un po' di lucidità e cercare di fare le cose non abbassare mai la guardia. Esatto, però purtroppo c'è bisogno anche di qualcosa, in questo speriamo anche che riapra appunto presto lo sport, perché può essere magari una valvola di sfogo un po' più controllabile rispetto ad altre cose. Siamo arrivati al termine, io ringrazio Andrea per essere stato con noi e aspettiamo di avere notizie di che cosa faranno nei prossimi giorni. A me non rimane che davvero salutarvi, lasciarvi ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie Andrea, grazie davvero ai telespettatori per averci seguito, arrivederci. Buona giornata. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaie a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Bentrovati al meteo. Bel tempo sul nostro territorio grazie alla progressiva rimonta di un promontorio di alta pressione in estensione dall'Europa verso il Mediterraneo centrale e dunque verso anche l'Italia. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la giornata di martedì 26 gennaio sarà caratterizzata, come vediamo, dalla presenza del sole. Sarà asciutto e stabile ovunque, con cielo sereno un po' su tutti i settori della nostra regione, ad eccezione di innocui annuvolamenti sui settori alpini, venti sostenuti dai quadranti settentrionali. L'afflusso di aria più fredda causerà anche un generale calo delle temperature, le minime saranno sotto zero quasi ovunque, valori massimi invece tra i 4 e gli 8 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà del tutto simile, con un ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo sarà sereno o solo localmente velato. Temperature minime tra -3 e 1 grado, massime sui 6-8 gradi. Guardo infine alla previsione per il Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà decisamente stabile e soleggiato dappertutto, locali nevicate a bassa quota sui confini alpini. Temperature minime intorno ai -6 gradi, massime sui 3 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaie a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1900